Una buona serata a tutti i nostri telespettatori. Allora tra poco TV7 Match, parleremo della partita per il Quirinale, la partita delle Colle. Ormai stiamo entrando nella settimana decisiva, 6 giorni all'inizio delle votazioni, e poi parleremo anche del partito del Nazareno. Un anno fa l'accordo, il patto del Nazareno tra Berlusconi e Renzi. Oggi questo patto regge ancora e c'è chi parla della nascita di un nuovo partito. Tra poco a TV7 Match, dopo la sigla. Allora, nuovamente una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati e benvenuti a questa puntata di TV7 Match. Allora, come ho anticipato, i temi, il Quirinale e la situazione politica, i nuovi assetti anche all'interno dei partiti, l'elezione del Capo dello Stato, ma anche la riforma della legge elettorale, due temi molto importanti che stanno creando non pochi mal di pancia all'interno di alcune formazioni politiche in particolare. Diciamo, soprattutto per quanto riguarda quelli della maggioranza, il Partito Democratico, ma anche nell'opposizione, anche all'interno di Forza Italia. Di questo parliamo stasera a TV7 Match, lo facciamo con gli ospiti che abbiamo qua in studio, ve li presento subito. Inizio dalla mia sinistra, come sempre, abbiamo Alessio Zanon di Forza Italia. Buonasera Zanon, grazie di essere qua, uno dei fondatori anche dell'esercito di Silvio. Parleremo anche di questo, cercheremo di capire qual è la situazione intestina al suo partito. Al suo fianco Mirko Gastaldon del Partito Democratico. Buonasera anche a lei, grazie di essere qua. Cercheremo di capire se sta dalla parte di Renzi o quello della minoranza che cerca di trovare una strada diversa, o comunque che sta un pochino contestando quella che è la posizione del Premier. Poi abbiamo il professor Fabio Marino, un costituzionalista, chiedo scusa, buonasera, grazie di essere qua all'Università di Padova. E al suo fianco Flavio Manzolini della Lega Nord. Buonasera, con lei parleremo sicuramente anche dell'ottimo risultato che sta ottenendo, o perlomeno quelle che sono le intenzioni di voto degli italiani con la Lega e Matteo Salvini, che è il secondo personaggio politico dopo Matteo Renzi. Il nostro editore Ermanno Casen, buonasera. Al suo fianco Giancarlo Piva, sindaco di Este del Partito Democratico. Buonasera. Sindaco Piva. Al suo fianco abbiamo Stefano Guercini di Indipendenza Veneta, sicuramente una voce fuori dal coro questa sera che si parla di Capo dello Stato e di beghe politiche romane. Siamo in attesa. Anche noi. Certo. Siamo in attesa anche di Jacopo Berti, che sta arrivando, ha avuto un problema con il traffico ma arriverà tra qualche minuto. Movimento 5 Stelle, candidato alla poltrona di Palazzo Balbi per il movimento grillino. E allora, questo movimento, questo dibattito che si è aperto sul Capo dello Stato e sul nome papabile. Allora, i moderati, il candidato dei moderati questa volta è già stato annunciato, Antonio Martino. Cosa succede, Alessio Zanon? Ancora un cardinale che entra Papa e esce fuori nuovamente cardinale? Beh, diciamo che la storia repubblicana italiana ci ha insegnato moltissimo che ogni volta che si fa un nome questo arriva neanche alle porte dell'elezione. Noi abbiamo fatto questo nome, il professor Martino, un uomo al di sopra delle parti, proprio integerrimo, un nome spendibile al 100%. Poi, naturalmente, noi ce lo giochiamo, ma indubbiamente i tranelli sono già pronti per strada. Ecco, un nome che è uscito dopo un incontro tra Berlusconi e Alfano. L'elezione del Capo dello Stato riavvicina partiti che insomma, oggi si trovano in posizioni apparentemente assolutamente distanti. Ci sono delle situazioni che ci mettono una da una parte o dall'altra, però il centrodestra deve ricompattare quell'area appunto che dovrà esprimere questa candidatura del Presidente della Repubblica. È impensabile che il centrodestra vada da solo.
Centrodestra come nuovo centrodestra o centrodestra come area? Come area politica, quindi diciamo che Forza Italia mira ancora a ricostruire una coalizione di centrodestra che... Forza Italia, essendo il maggiore partito di centrodestra, mira a ricostituire la coalizione atta a combattere le prossime politiche e riprenderci il governo del paese. Certo. Gastaldon, c'è chi dice che Renzi abbia già il nome del Capo dello Stato, che lo abbia deciso con Berlusconi. Lei come vede questo patto del Nazareno che resiste e che probabilmente lavorerà anche per l'elezione del Capo dello Stato? Mi auguro che il candidato ci sia, che ci siano più candidati e che soprattutto questo discorso, questo pronostico che oramai da un mese ci portiamo appresso venga presto sciolto e si arrivi da subito all'elezione del Presidente della Repubblica, perché i problemi oggi sono tutt'altri. Purtroppo non voglio fare il demagogico, ma abbiamo ben altro di cui parlare, le priorità sono altre. Certamente il Presidente della Repubblica è una carica importantissima, la carica in questo momento da designare, ma è inutile che il dibattito si prolunghi troppo e non si arrivi troppo avanti nella designazione e nell'elezione. Così come per le riforme istituzionali è giusto che anche la Presidenza della Repubblica sia scelta col più ampio consenso possibile. Quindi ben venga che si discuta con tutte le forze politiche e non ci sia da subito una collocazione di partito. So che Renzi e il governo in genere si stanno impegnando per cercare la più larga disponibilità. Così credo sia il modo in cui si deve operare sia in ambito delle riforme, vedi l'accordo del Nazareno, sia per quanto riguarda la designazione del Presidente della Repubblica, che si spera rappresenti non solo gli italiani molto bene, come abbiamo avuto, io intendo pensare, negli ultimi anni con Napolitano, ma si possa avere la più ampia rappresentanza anche in Parlamento di forze che si riconoscono nel nuovo Presidente della Repubblica. Quindi quanto prima sciogliamo questo, che è un tema sicuramente interessante ma non il principale. Intanto saluto Jacopo Berti che ci ha raggiunto. Buonasera a Jacopo Berti. Ma ci mancherebbe, può succedere, può succedere. Ecco, il Movimento 5 Stelle ha chiesto a Renzi che faccia i nomi prima, dice, perché dobbiamo aspettare l'ultimo minuto? No, ma soprattutto nell'ottica di una collaborazione, di unità nazionale, io la trovo una giustissima richiesta. Non devono essere nomi che derivano da un patto, famoso patto del Nazareno, fatto in una stanza chiusa. Il Parlamento è lì, i grandi elettori sono lì esattamente per decidere, sono stati eletti per decidere queste figure e quindi, bene, dateci i nomi e molto volentieri li metteremo in rete e con grande democrazia chiederemo ai nostri elettori chi è il nome più adatto per poi andare a proporlo in Parlamento, quindi in grande trasparenza, con grande decisione da parte di tutti. Come Movimento 5 Stelle voi avete indicato, avete delle preferenze, comunque c'è qualche indicazione o comunque pensate di proporre una rosa di candidati e far scegliere come sempre alla rete? Ma sicuramente ci sono delle persone che ricalcano meglio, a nostro modo di vedere, quello che è la figura del Presidente della Repubblica, quindi una figura di garanzia. Sicuramente un giurista di altissimo profilo come Imposimato, a mio modo di vedere, ma questa è un'espressione mia personale, è una figura che io ben vedrei consona a quel ruolo. Però in questo momento in cui c'è bisogno appunto di unità nazionale e ci sono, come giustamente sottolineava il nostro ospite, l'importanza non è nell'elezione del Presidente della Repubblica, che è una carica importantissima, ma sono ben altri problemi che abbiamo in Italia in questo momento, quindi lasciamo decidere i cittadini. I due partiti più importanti in questo momento, anzi un partito e un movimento rappresentati alle Camere, sono il Movimento 5 Stelle e il PD, quindi ben venga la rappresentanza popolare che possa scegliere il suo rappresentante anche al Quirinale. Certo, Manzolini, Flavio Manzolini, per la Lega invece c'è un candidato ideale? Noi diciamo che manca l'immaginazione, un paese che non ha nessuna voglia di cambiare, c'è un vecchio che avanza, i nomi che vengono fatti rappresentano sicuramente un passato, sentir parlare di Amato, sentir parlare di Prodi, sono segnali a mio avviso inquietanti. Se poi vogliamo che effettivamente il Presidente sia un'espressione dei cittadini, questo non è il modo. Qui non sono i cittadini che votano il Presidente, purtroppo, è la solita politica. Che è una richiesta che viene invece avanzata molto spesso, proprio incontrando i cittadini. No, bisogna cambiare le regole, ma è un Paese che non vuole cambiare le regole.
stiamo qua giocando su due nomi, no? Sembrano due innamorati, Leopolda e Nazareno, no? Un drammone che poi alla fin fine la gente non sa cosa c'è sotto. Da quello che si capisce, da quello che si vede, è un vecchio che avanza a sprombattuto. Questo è inquietante, lo abbiamo visto anche su questo referendum voluto da 3 milioni di cittadini italiani. Come si è comportato il paese, come si è comportato. Lei sta facendo riferimento al referendum per la legge Fornero. È gravissimo quello che è accaduto e che sta succedendo, no? Perché uno strumento che è stato voluto per dare la parola ai cittadini che viene completamente disatteso da quello che è la volontà di, ripeto, 3 milioni di italiani. Certo, professor Casen, allora lei come, allora abbiamo adesso appunto con Manzolini si diceva gli italiani vorrebbero votare, sono tanti i cittadini che chiedono di poter eleggere o comunque indicare il nome del capo dello Stato. C'è una formula che può essere quella del Movimento 5 Stelle che dice mettiamo un pacchetto di nomi in rete, votate, oppure che altre soluzioni ci sono? Ma quello che sentono, credo, gli italiani, quello che si percepisce, e credo che tutti noi siamo anche d'accordo che sempre di più l'elettore viene escluso dalla politica perché ha poca possibilità di scegliere. E quindi già questo patto del Nazareno che porta in una certa direzione, speriamo che aggiustino qualcosa su questa nuova legge elettorale, se no diventa il Porcellum 2. E i cittadini hanno poca possibilità di scegliere. Il Presidente della Repubblica è chiaramente un inciuccio fatto all'interno del Parlamento perché è nasce da un concetto della Costituzione che doveva proteggere, la Costituzione nasce e viene applicata un paio di anni dopo la fine della guerra, quindi con tutti i patemi e tutte le esperienze del ventennio si è cercato di fare una cosa perfetta, ma nella perfezione si è dimenticato che la funzionalità della Costituzione, che è bellissima, però bisogna applicarla. E quindi questo personaggio super partes che tutti si riempiono la bocca, alla fine che cosa, come si riduce? A una conta tra i soliti noti. Cioè, la differenza sta che negli Stati Uniti si presentano persone nuove, si va a pescare su un mare, su un oceano di persone, si cerca di portare fuori e ci si gioca tutto su personaggi nuovi, non si presentano sempre i soliti. Poi chiaramente avviene anche questo perché abbiamo visto la famiglia Bush come si è ripresentata a distanza di tempo e probabilmente si ripresenterà ancora, quindi cominciamo a entrare nell'ordine delle dinastie, ma questo fa parte dei giochi, ma sicuramente è un sistema democratico molto più performante rispetto al nostro, che è molto garantista, ma alla fine finisce col congelare la situazione. E allora diventa un gioco delle parti all'interno dei partiti e se fossimo all'epoca, e abbiamo visto che poi il Parlamento ha eletto un Pertini in tempi non sospetti, ha eletto personaggi di grande spessore e di grande livello, ma evidentemente c'erano dei partiti e delle coalizioni che erano presenti ed importanti e rappresentavano i cittadini perché venivano scelti. Io mi ricordo quando c'era la campagna elettorale, il deputato, il senatore che si giocava, andava, parlava. C'erano riunioni dove si discuteva la politica. Eravamo in tempi non sospetti. E oggi non è più così. Oggi è tutto una cosa che non è inarrivabile e c'è questo disinnamoramento della politica da parte della gente per cui meno va a votare. Ma questo è un danno ancora maggiore perché comunque ci saranno gli stessi eletti e è sempre meno importante la partecipazione della gente al voto perché tanto comunque verrà fuori qualcosa. Anzi meglio, perché quelli che sono più affezionati ai singoli partiti è più facile che vadano a votare. Quelli che potrebbero fare la differenza e quindi
che all'ultimo momento potrebbero cambiare l'indirizzo, questi naturalmente è meglio che stiano a casa. Allora in questa filosofia perdiamo il senso di partecipazione, che è il concetto democratico del Paese. E io ritengo che il Presidente debba essere eletto dai cittadini, cioè uno sforzo nella modifica della Costituzione dove i cittadini devono partecipare alla politica in forma più pesante e più specifica. Ecco, professore, parla in termini di un presidenzialismo, quindi trasformare... Sì, l'ho già detto altre volte. Ero contrario al presidenzialismo in tempi non sospetti, cioè negli anni 60, 70, 80, perché consideravo il presidenzialismo come se fosse un pericolo. Era una percezione diversa della politica, l'indirizzo era questo anche da parte di tutti i partiti. Ma visto come stanno andando le cose e visto come si è mossa la politica francese piuttosto che l'americana, non credo che ci siano poi questi grossi pericoli e che la gente deve partecipare, perché la garanzia sta nell'interesse dei singoli, diciamo, che poi fanno la complessità degli elettori. Certo. Professor Marino, fino ad oggi la maggior parte dei capi di Stato italiani sono stati dei personaggi politici, però può essere, non è detto necessariamente che il Presidente della Repubblica debba essere un esponente politico, no? No, può essere qualsiasi cittadino. Che tipo di caratteristiche deve avere? Deve avere l'età di aver compiuto 50 anni, dice la Costituzione, e poi avere la cittadinanza italiana. E quindi anche se effettivamente fu eletto sempre un parlamentare, questo non è assolutamente richiesto dalla Costituzione. Dalla Costituzione, quindi basta l'età, la cittadinanza e comunque essere, in questo caso, e avere diritti politici. Ed non essere interdetto, inabilitato. Bene, dopo torneremo da lei per capire, anzi abbiamo preparato anche delle schede su come si vota, quali sono le regole per eleggere il capo dello Stato. Piva, per lei la possibilità di una repubblica presidenziale non si discute neanche, immagino. Quindi di una modifica dell'attuale sistema? Allora, questo concetto che il Presidente della Repubblica deve essere eletto dai cittadini ci fa appunto affrontare il tema di come è organizzato lo Stato. Credo che la Repubblica presidenziale per il nostro ordinamento sia ancora distante rispetto a ciò che noi intendiamo come Repubblica parlamentare. Io non sono del tutto d'accordo con Casem sull'aspetto che diceva per cui i cittadini non partecipano. Io so che quando facciamo una campagna elettorale ho 2 mesi, 3 mesi di attività in cui vado nei paesi, incontro i cittadini, discuto con i cittadini. Il nostro partito, il Partito Democratico, ha fatto delle primarie su questo, quindi è vero che la disaffezione al voto non c'è solo in Italia e invece in Francia e in America vanno a votare il 90% dei cittadini. Certo. Guardiamo le percentuali anche di quella che è la Repubblica presidenziale, dove c'è un aspetto che va secondo me sottolineato: non dobbiamo rischiare di fare una Repubblica che si fonda su chi ha la possibilità economica di presentarsi, su chi ha la capacità, la ricchezza per essere all'interno di un contesto come il nostro, ormai di comunicazione, di forte comunicazione. Chi non ha i mezzi non può presentarsi. Noi crediamo molto nel radicare i rappresentanti del popolo all'interno dei contesti nei quali il popolo vive. Per questo la riforma elettorale parla di collegi, di 100 collegi in cui una persona ha la possibilità di parlare con gli elettori. Io credo ancora molto a questo, credo che la Repubblica presidenziale possa avere ancora delle derive che ci fanno venire in mente momenti in cui sicuramente la nostra comunità nazionale ha sofferto moltissimo. Quindi insomma ci esporrebbe a dei rischi, insomma, secondo me fortemente. Noi abbiamo scelto anche degli strumenti
come comunità nazionale. Noi sappiamo che quando si va al voto, alle elezioni parlamentari, i leader delle coalizioni saranno quelli che guideranno il governo. Non serve la Repubblica parlamentare per dire chi è il leader che andremo a scegliere. Quando qualcuno ha votato anche una componente politica che aveva dei suoi leader davanti. Il Presidente della Repubblica nell'organizzazione del nostro Stato oggi non è il Presidente eletto dai cittadini, è eletto da chi rappresenta il popolo, e sono i parlamentari e i rappresentanti delle regioni. Quindi da questo punto di vista io credo dobbiamo trovare la persona giusta per cercare di rappresentare la maggior parte degli italiani. Io sono convinto, al di là della demagogia che si fa oggi, per cui il Presidente della Repubblica rappresenterà tutti gli italiani. Ci sarà sempre una parte che non si sentirà rappresentata, come qualcuno non si sentiva rappresentato da Napolitano, che io credo persona invece che aveva la capacità e il profilo per rappresentare in maniera assolutamente degna tutta la comunità nazionale. Su questo quindi dobbiamo cercare di togliere ogni demagogia e dire anche che le forze politiche hanno ancora un ruolo all'interno di questa nostra democrazia. Se non ci fossero le forze politiche, secondo me non ci sarebbe la democrazia. Il Movimento 5 Stelle è un movimento, ma è un'organizzazione del consenso che porta avanti delle proprie idee, quindi si conforma come un'aggregazione politica, come lo sono i partiti, e quindi sono ancora strumenti utili. Hai qualcosa da dire? Io non sono mai stato in un partito, però noi non abbiamo un'organizzazione interna, non abbiamo sedi, non abbiamo stipendi, non licenziamo persone, non esistono tutte queste genere di strutture che poi creano comunque un maneggio di denaro molto importante. Noi infatti abbiamo ridato, anzi non abbiamo preso proprio i soldi che ci spettavano, ma questo perché è incostituzionale, è stato fatto il referendum, sappiamo benissimo, nel 93, quindi insomma sicuramente sono gli stessi gli ambiti in cui si va a legiferare o si dovrebbe legiferare, dato che il governo in questo momento è in record di decreti legge, cioè svuota il Parlamento della possibilità di decidere e lo fa per il Parlamento. Per decreto. Siamo lì, ci proviamo, decidiamo, proponiamo. Quindi sicuramente c'è una grandissima spinta. Continuate il vostro lavoro di stimolo. Assolutamente, anche, no? Assolutamente. Raccogliamo le istanze delle persone, dei cittadini, ci sono tantissime persone che scrivono a me, poi io passo ai parlamentari a Roma, ne abbiamo 13 parlamentari veneti che lavorano tantissimo. Oggi abbiamo fatto un'interpellanza al Ministro proprio per quello che è successo sul Po, per gli argini del Po, con l'AIPO, quindi prendiamo il territorio, chiamiamo i parlamentari, andiamo dal Ministro, è questo che deve fare. Certo. Stefano Guercini, voi di Indipendenza Veneta, sì. Una Repubblica Veneta, come sarebbe organizzata? Avete già un'idea? Innanzitutto voglio dire che noi con le elezioni del Presidente della Repubblica Italiana ci saremo dentro anche noi, presumibilmente, quindi non abbiamo preclusioni, nemici, forse potrebbe essere il contrario, e quindi ci auguriamo che la persona che sarà eletta sarà una persona che rappresenti veramente il popolo, insomma, che sia un'espressione, un difensore della gente. Per Napolitano, secondo lei, ha avuto un ruolo super partes, oppure come hanno lamentato molti? Devo contraddire il rappresentante del Partito Democratico, ma io non l'ho mai sentito come mio presidente di tutti. Forse per i suoi trascorsi, ma anche così per un atteggiamento, una persona che non ha mai riso o sorriso, non è. Quindi torniamo per esempio alla figura di Pertini, che era sicuramente rappresentativo di un popolo. Napolitano forse era rappresentativo di uno Stato, che è diverso. Poi anche devo un attimo far presente sempre al rappresentante del Partito Democratico che chi eleggerà il prossimo Presidente della Repubblica Italiana non è stato eletto dalla gente, quindi si sta appunto sciogliendo questa tradizione, chiamiamola, insomma, che le persone che sono oggi in Parlamento, siano i veri rappresentanti. Primo perché il meccanismo elettorale non consente più l'elezione delle persone, ma un pacchetto che dopo viene
viene distribuito a piacere dei pochi che stanno a capo, e quindi noi diventiamo sempre più distanti da questi centri di potere che poi sì, insomma, non li sentiamo e diventano sempre meno simpatici, insomma, speriamo comunque che per quanto riguarda si riesca a trovare una figura che sia veramente. Io ho in mente un film che è uscito 2 anni fa, non so se l'avete visto, appunto in occasione stranamente della precedente elezione del Presidente della Repubblica Italiana, in cui tutto nasceva da una elezione fatta in Parlamento in cui veniva eletto Giuseppe Garibaldi, e alla fine è saltato fuori perché tutti erano convinti che in Italia non esistesse una persona che si chiama Giuseppe Garibaldi. Invece sono andati a beccare un cittadino che si chiama così, quindi è stato suo malgrado eletto, e da lì tutta la storia, insomma, molto, molto simpatica. Può darsi che magari che venga fuori anche una cosa del genere. Con Bisio, sì. Mentre tornando alla tua domanda, certo. Ecco, io ho in mente il nostro modello, insomma, si rifà molto a quello che è la Svizzera, e a questo proposito ho in mente il discorso che ha fatto il presidente della Svizzera, una donna, una certa Fumagalli. No, non è Fumagalli, comunque insomma alla popolazione come messaggio augurale di fine anno e di buon anno. E dopo ho guardato quello del presidente Napolitano. Sono 2 cose. Invito le persone a seguirli, a parte che il primo, quello del presidente svizzero, dura 8-10 minuti, l'altro dura 25 minuti, e lì si capisce diciamo, c'è un abisso profondo tra i due sistemi di immaginare la gestione della cosa pubblica. Certo. E ovviamente io personalmente opto per il primo, quindi mi sto battendo perché si possa arrivare ad una situazione di questo tipo. Certo, allora io direi adesso che, anzi vorrei far vedere ai telespettatori un po' quelli che sono i candidati che, insomma, i nomi che stanno girando in questi giorni in rete, da quelli già annunciati, come abbiamo detto in apertura, di Antonio Martino, e quelli che sono così in apparenza i papabili. Dopo cercheremo di capire se, anzi lo scopriremo solo nei prossimi giorni, chi sarà veramente il candidato. Allora la regia, se vuole gentilmente, allora iniziamo da Sergio Mattarella, un palermitano del 41, politico, più volte ministro della Repubblica, un giudice costituzionale dal 2011. Possiamo andare alla seconda. Antonio Martino, appunto, è quel candidato dell'area moderata, del centrodestra, nato a Messina, del 42, politico accademico italiano, è stato ministro degli esteri, della difesa, anche nell'ultimo governo Berlusconi. Andiamo avanti ancora. Altro nome molto gettonato, Giuliano Amato, torinese, del 38, politico, giurista, docente di italiano, è stato presidente del Consiglio dei Ministri dal 92 al 93 e poi dal 2000 al 2001. Andiamo avanti ancora, abbiamo l'unica donna, diciamo, tra quelle che vengono citate in questi giorni, Anna Finocchiaro, è nata a Modica, scusatemi, del 55, politica, magistrato italiano. Avanti ancora, altro nome che era stato tra l'altro gettonato e votato ancora la scorsa elezione del Capo dello Stato, Stefano Rodotà, nato a Cosenza del 1933, giurista, politico e accademico italiano. Poi abbiamo altro nome che
che abbiamo citato prima, Ferdinando Imposimato, è nato a Maddaloni nel 1936, magistrato, politico, avvocato, presidente onorario aggiunto della Suprema Corte di Cassazione. E poi altro nome che gira in questi giorni, Gustavo Zagrebelski, è nato a San Germano Chisone del 1943, giurista italiano, giudice della Corte Costituzionale dal 1995 al 2004, presidente della stessa nel 2004. E poi altri nomi ancora, vediamo Walter Veltroni, è stato proposto, o comunque è uno dei nomi che girano, è nato a Roma del 1955, politico, giornalista, ex segretario nazionale del Partito Democratico, ex sindaco di Roma nel 2001 e 2006. E poi ancora, vediamo, Romano Prodi, l'abbiamo nominato anche prima, è nato a Scandiano, anche se Prodi ha già messo un po' le mani avanti e dice di non essere proprio così disponibile a spendere il suo nome per la Presidenza della Repubblica. Del 1939, politico ed economista italiano, è stato più volte Consiglio dei Ministri della Repubblica, per 2 volte dal 96 al 98 e dal 2006 al 2008. Poi chi abbiamo ancora? Emma Bonino, sappiamo purtroppo con problemi di salute, del 48, politica italiana, ha ricoperto la carica di Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana nel governo Letta dall'aprile del 2013 al febbraio del 2014. Ne abbiamo ancora, vediamo un po', ne abbiamo ancora 4 o 5, io li esorerei subito. Antonino Di Matteo, un palermitano del 61, è un giovane in questo caso, è un magistrato italiano, dal 2012 presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati di Palermo. E poi abbiamo Nicola Gratteri di Gerace del 58, magistrato italiano dal 2009, procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Reggio Calabria. Poi ancora Giancarlo Caselli, nato ad Alessandria del 39, ex procuratore di Palermo, è un magistrato. E poi ancora tra i nomi fatti Piero Fassino, attuale nato ad Avigliana nel 49, politico del Partito Democratico, ricoperto diverse cariche istituzionali. E infine Pietro Grasso, attuale Presidente del Senato della Repubblica, magistrato, politico, è nato a Licata nel 1945. Questi sono i nomi, diciamo, che sono stati un po' al centro dell'attenzione di quest'ultimo periodo. Allora, a parte Antonio Martino, Alessio Zanon, c'è qualche altro nome che così guardando... Io faccio una premessa che noi siamo per il presidenzialismo ed è una di quelle riforme che stiamo portando avanti in maniera concreta, anche per evitare di nominare dei presidenti come Napolitano, che secondo me è il peggior presidente che abbiamo avuto della Repubblica. Quali altri nomi? La mia paura è che purtroppo il nome è già fatto. La mia paura è che io non c'ero dentro nelle sale degli incontri tra il presidente Berlusconi e il presidente Renzi. Il nome sia fatto, un nome che possa garantire a entrambi i due poli una continuità politica, e poi potremo discutere su quello che potrà essere le idee del presidente Renzi piuttosto che del presidente Berlusconi, quelle che secondo me è di andare a votare a maggio di quest'anno. Ma detto questo, un nome sarà, su tutti sarà Giuliano Amato. Castaldona? Si è spaventato perché ha sentito Giuliano Amato oppure perché... No, non mi appassiona purtroppo questo gioco, come dicevo all'inizio, quello del toto presidente. Dovendo fare un nome io ne farei uno diverso, so che non è eleggibile, o meglio è eleggibile ma non si renderà disponibile, ed è Chiamparino, l'ex sindaco di Torino, nonché presidente della regione, perché io penso che una persona come lui, di lunga esperienza, che ha avuto dei ruoli sia politici sia di conoscenza del territorio, rappresentante, presidente dell'ANCI, nonché sindaco di Torino, presidente della regione, sappia interpretare quella vicinanza, come si diceva poc'anzi, alla popolazione. Ha avuto anche dei ruoli professionali importanti, quindi non è una persona che da sempre fa politica, l'ha vissuta come servizio per una lunghissima parte della sua vita e quindi è in grado di rappresentare da più vicino, diciamo, a mio avviso, la popolazione e quelle istanze locali che oggi bisogna interpretare. Credo invece che si vada verso una soluzione tipo Mattarella, perché interprete, diciamo, di quella possibilità di accordo più largo possibile. Ripeto, le preferenze personali possono essere tantissime, pensiamo forse 60 milioni, ognuno indica qualcuno di diverso. Certo. Spero che la politica dia
un colpo di reni e esca dai soliti nomi che sentiamo da anni riformulare, che siano essi Amato, Prodi, Veltroni. Spero si esca da questo gioco e da una proposta che oramai non cambia da anni, e in questo un rappresentante locale lo auguro. Tra i nomi che non abbiamo messo in scaletta c'è anche Del Rio in questi ultimi giorni, Piva. A lei piacerebbe? Del Rio sarebbe una bella scelta, anche innovativa, si diceva, e sono d'accordo con Mirko, cioè dobbiamo anche dare un segnale di forte cambiamento. Alcuni di questi nomi insomma, hanno passato tutte le stagioni, sì, ormai certo. Insomma, credo che sia finita la loro stagione. E io devo dire non disdegnerei una proposta di una donna, sarebbe secondo me un segnale molto importante e non è fra quelle che sono state secondo me citate prima. Dovrebbe essere una proposta veramente forte e innovativa, che non sia la solita pastoia degli ex partiti o delle ex cariche istituzionali. Questo darebbe anche segnale di un vero cambiamento, insomma. Certo. E credo che la politica debba anche interpretare questo. Ovviamente i cittadini se lo aspettano, ce l'hanno dimostrato in maniera molto netta. Scegliere una donna sarebbe un segnale vero, visto che anche la nostra regione su questo per esempio ha fatto un po' orecchie da mercante, no? Abolendo e non approvando la doppia preferenza di genere, che credo sarebbe stata un'azione fortemente innovativa che purtroppo non è stata accolta da questa nostra regione. Certo, dobbiamo andare in pubblicità, ci fermiamo 2 minuti, ma torniamo subito, TV7 Match, e continuiamo a parlare di Capo dello Stato e poi dei rapporti tra i partiti. A tra poco.
eccoci rientrati. Professor Casen, il sindaco Piva diceva che vedrebbe bene anche una donna che non era indicata tra quelle dell'elenco. La storia ci dice che sarebbe interessante in maniera decisa, certamente, ma diciamo che sono emerse in tempi non sospetti delle donne eccezionali, Isabella di Spagna, molte altre, ma avremmo bisogno di una Merkel in Italia, una che non guarda in faccia a nessuno, diciamo, è una Thatcher. Una Thatcher, una Merkel, sì. Diciamo che hanno dimostrato di avere il pugno di ferro e di portare avanti determinati discorsi senza compromessi e dritta per la sua strada, un po' quello che sta facendo Renzi in questo momento, insomma. Poi ce la canta se la suona bene perché è abile, ha una proprietà di linguaggio notevole, ma certamente abbiamo bisogno di una persona che sia decisa, che non tentenni, che non abbia dubbi, che non continui a temporeggiare o a inventare delle situazioni che siano paradossali, tipo quelle che ha fatto Napolitano nel suo novelnato. Non abbiamo bisogno di queste cose e soprattutto che sia di età, diciamo, più giovane possibile, visto che deve superare i 50 anni, ma che abbia energia e capacità decisionale, questo è importante, ma soprattutto che effettivamente ci sia una riforma dello Stato che sia fondamentale, che sia ispiratrice di una riforma globale dello Stato, perché abbiamo una burocrazia che ammazza lo Stato, lo divora e costa, non è funzionale, funzionante e ha dei costi che sono vertiginosi e quindi non ha senso. Se non ci fosse andremo meglio. È cosa che è successa anche in altri paesi, a un certo punto proprio lasciare che il cittadino si autogoverni, come è successo mi pare in Olanda, no? Per 2 anni l'economia è ripartita. Basta, perché non ci sono sistemi migliori se non l'autogoverno del cittadino, perché il cittadino sa dove vuole andare e le sue necessità, per cui quello che io dicevo, importante è il collegamento con i sindaci, perché sono il primo anello fondamentale tra il cittadino e la politica. Loro hanno la percezione di quelle che sono le necessità del territorio e quindi devono, costretti per loro vocazione, per loro volontà, ma anche costretti dal punzecchiare dei loro elettori, perché si devono misurare. Ecco l'importanza dell'elezione diretta. Vengono stimolati e danno conto di quello che fanno e si ripresentano poi, saranno eletti di nuovo o non saranno eletti in base al loro comportamento e le proposte che fanno e quelle che manterranno successivamente. Questo è importantissimo. Non possiamo continuare a raccontare la storia dell'orso e poi il governo da una parte e il paese va da un'altra. Oggi è importantissimo quello che ha fatto Draghi, finalmente, no? Perché ha rimesso i debiti ai debitori, cioè sta cancellando i debiti degli stati che sono stati creati in tempi non sospetti, in momenti difficili. Ma queste sono le cose che vanno fatte. Non si possono prestare i soldi alle banche. La prima operazione che ha fatto Draghi è esattamente il contrario. Doveva finanziare i debitori, e questo è un paradosso, ma fa parte di un concetto dove periodicamente l'economia va rimessa, va azzerata e si riparte di nuovo senza debiti e senza altre situazioni di questo genere. Certo. Professor Marino, allora veniamo un attimo invece all'aspetto tecnico, no? Adesso mancano 6 giorni alla prima votazione, si inizia il 29 di gennaio, ripiloghiamo magari brevemente, noi abbiamo anche preparato delle schede riassuntive su come si elegge il capo dello Stato, cosa succede dunque il 29, vediamo se anche la regia magari ce le ripropone, così ci dice se abbiamo fatto un lavoro discreto, se ci sono. Allora vediamo se la regia riesce a mandarci le schede su come si elegge il capo dello Stato. Allora,
Professor Marino, noi abbiamo messo il Parlamento si riunisce in seduta comune, giusto? Vengono convocati deputati e senatori che si riuniscono a Montecitorio. Saranno presenti anche i delegati delle regioni, sono 3 delegati per ogni regione. La Valle d'Aosta, la Valle d'Aosta avrà un solo delegato, giusto? Quindi sono 58. Sono 58 in totale questi delegati, quindi un numero considerato trascurabile, quindi è stato detto sì che è un dato simbolico per dare una rappresentatività alle autonomie, cioè alle regioni, però 58 su il numero dei deputati e dei senatori non può influire, questo è un dato sì, non è significativo comunque. Se passiamo alla seconda schermata dovremmo andare avanti, eccolo qua. Allora dovrebbero essere 1009 i votanti per questa elezione, come deputati, senatori e rappresentanti delle regioni, voto che viene effettuato a scrutinio segreto. Ecco, c'è una procedura che si ripete in maniera sempre uguale, cioè a votare per primi sono i senatori e poi i deputati, quindi i delegati regionali, così, no? Sì. Viene sempre per chiamata. Sì, ci sono le chiamate e poi ma penso ci sarà un'altra scheda sul quorum. Sì, passiamo subito alla scheda successiva, così anche questa è una cosa, vabbè, lo spoglio delle schede viene effettuato dal Presidente della Camera dei Deputati con la lettura a voce alta del nome scritto sul grande lettore sulla scheda, e poi quella successiva ancora, eccolo qua. Se vuole spiegarlo lei, professor Marino, intanto che a me sistemano anche il microfono, perché abbiamo dei problemi col microfono del conduttore. Sì, quindi allora. Nelle prime 3 votazioni c'è il quorum dei 2/3 e dopo si passa dalla quarta in poi al 50% più 1, quindi come detto 505 voti, e di solito nella maggior parte delle elezioni l'elezione è potuta avvenire solo quando il quorum si è abbassato. In alcuni casi sono stati pochi le volte in cui c'è stata l'elezione subito. Quindi con la maggioranza dei 2/3. Anzi, poi non sono previsti ballottaggi, per cui se non si trova un accordo, in teoria le votazioni potrebbero protrarsi indefinitamente. Questo è anche... Mi sembra di ricordare che ci furono anche una ventina quasi, più di una volta, di votazioni prima di arrivare all'elezione. Questo è il fatto, cioè in teoria si potrebbe andare avanti per mesi, però certamente diciamo non è questo quello che sì, non dovrebbe essere. Naturalmente non sappiamo se ci sarà subito, cioè si pensa che non sarà alle prime 3 votazioni l'elezione. Però c'è da dire che Renzi ha detto entro fine mese abbiamo il nuovo capo dello Stato. Castaldon, lei cosa dice? È stato ottimista? Succede come è stato per anche per le riforme annunciate che all'inizio sì, no? Era una riforma al mese, magari non farei pronostici, nel senso che la storia recente non è stata di buon auspicio, purtroppo. Abbiamo visto cosa è successo 2 anni fa. Adesso arrivassimo alla 4ª votazione, sarebbe importante se si riesce prima. Certamente questo è rappresentativo di una coesione anche parlamentare che al momento purtroppo non c'è. Abbiamo un governo che, fatto di larghe intese, sta tentando di produrre delle riforme. Già sarebbe importante vedere che si riesce da subito a eleggere il Presidente della Repubblica alla 4ª elezione. Sul tema donna anche questo sarebbe importante, perché sarebbe innovativo. Ricordo che purtroppo siamo sempre stati storicamente scarsamente rappresentati. Vi fu un periodo in cui le 2 Camere assieme riuscirono ad esprimere solo una donna tra Senato e Camera. Erano gli anni 50, oggi siamo ancora scarsamente rappresentanti. Sarebbe importante ci fosse un'espressione femminile, ma più ancora un'espressione sia uomo o donna vicino
governo oggi è la cittadinanza. Questo non avviene perché, come abbiamo detto, essendo di espressione parlamentare, la storia ci insegna, abbiamo avuto sempre persone stimate ma poco, diciamo, vicine al territorio. Manzolino. Ma io ho guardato con attenzione quei totonomi e rimango amareggiato come ero sfiduciato già all'inizio. L'ho guardato dal punto di vista territoriale e Sud batte il Nord 10-5. Non c'è neanche un Veneto fra questi possibili papabili presidenti, vuol dire che il Veneto, con tutta la fatica che fa, con tutto quello che dà, non è capace di esprimere una forza politica. Certo, beh, questi sono nomi che... Ma però 5 sono siciliani. Allora io faccio dei ragionamenti, è una regione quella dove bisogna fare delle forti riforme, cambiare tante cose, ma è quella che politicamente è in grado di esprimere coesione. Ma che coesione? Ma in un paese che è mafioso, strettamente mafioso, perché purtroppo dobbiamo dirlo, e che ha nella corruzione il business e il PIL più alto, queste cose dovrebbero essere preoccupanti. Queste cose io le ritengo estremamente preoccupanti perché, ripeto, attorno a queste cose ci sono poi quei giochetti, proprio perché non sono i cittadini che votano, ma non è vero quello che dicevi Piva, che il fatto che i rappresentanti eletti dal popolo poi riescono a interpretare il pensiero dei cittadini e trasferirlo là. Non è vero, perché il patto del Nazareno ti dimostra che ci si spacca all'interno di uno stesso partito. Oggi hai una maggioranza che viene sostenuta dall'opposizione. Sono cose che fanno pensare. Allora qui non è l'etica o la politica di chi ha votato il cittadino, ma è il partito degli affari. È questo che ci deve preoccupare e lo vedi trasferito con questo sistema che intende perpetuarsi. Non c'è nessuna volontà di cambiare su questo paese, non c'è nessuna volontà. E ancora più difficile è quando tu ti trovi a parlare con la gente, che le elezioni dell'Emilia Romagna hanno dimostrato quanto sia sfiduciata, quanto sia stanca, quanto sia lontana dal linguaggio che viene attuato oggi in politica. Bisogna cambiare veramente personaggi, bisogna cambiare con velocità quelle che sono le impostazioni, perché sono vecchie e non sono adatte a quelli che sono i tempi moderni. E su questo io mi auguro che ci sia un sano confronto fra quelle forze di buona volontà che hanno voglia di cambiare, e credo che ce ne siano tante, e credo che ci sia ancora onestà, ancora ideali, e la politica questo li deve poter trasferire, perché altrimenti farà il gioco di quei poteri che hanno tenuto questo paese in ostaggio, perché questo è un paese in ostaggio. Allora, ho due telespettatori in linea, vorrei ascoltare quello che ci dicono da casa, così sentiamo la voce anche dei cittadini. Vorrei riprendere il suo concetto dopo. Sì, va bene, abbiamo Italo, dopo diamo spazio alla replica anche vostra in studio, ma sentiamo i telespettatori che sennò devono aspettare troppo. Buonasera signor Italo, da dove chiama lei? Buonasera signor Trivellato, i suoi ospiti, io chiamo da Padova. Buonasera, prego. A prescindere dal fatto che penso che il nome del nuovo Presidente della Repubblica sia già stato deciso, io quello che vorrei sottolineare, visto la precedente esperienza del senatore a vita Giorgio Napolitano, il quale ha saputo benissimo gestire la sua Presidenza della Repubblica, perché addirittura io avevo la sensazione di vivere in una Repubblica presidenziale e non mi pare che il ruolo del Presidente della Repubblica sia da sottovalutare in Italia, perché vorrei ricordare che oltre a essere capo dello Stato, il signor Presidente della Repubblica indice dei referendum popolari, nomina i funzionari dello Stato, nomina i senatori a vita, ratifica i trattati internazionali, ha il comando delle forze armate, presiede il Consiglio Superiore di Difesa, presiede il Consiglio Superiore della Magistratura, concede grazie e commuta le pene,
conferisce le onorificenze e nomina i senatori a vita e nomina il Presidente del Consiglio, le cui decisioni poi ricadono su di noi, e nomina anche i ministri. Cioè, voglio dire, è per questo che mi preoccupa se il nome è già stato fatto e ci ritroveremo con un Presidente già preordinato, perché in realtà, ripeto, come ha fatto il signor Giorgio Napolitano, se lui il ruolo se lo sa gestire bene, è automaticamente Repubblica Presidenziale. Io volevo sottolineare un fatto, un suo ospite ha fatto il nome di Chiamparino. Non elettiva però. Ecco, voglio dire, quando sento parlare di centro-sinistra o di sinistra mi viene un'orticaria inguaribile, però devo dire che del signor Chiamparino non posso che parlare bene, che dire bene, come persona di centro-sinistra o di sinistra. Mi è capitato che ho contestato per iscritto al signor Chiamparino, in maniera sempre molto educata e formale, alcune sue decisioni che ha preso durante le cariche a cui presiedeva. Devo sottolineare con estremo piacere che il signor Chiamparino mi ha sempre risposto dettagliatamente. Lui ha portato avanti le sue tesi, le sue idee, ha accettato il mio contraddittorio, però a onore e merito del signor Chiamparino devo dire che è stato assolutamente, come politico, correttissimo nei miei confronti. Spero, e chiudo, che non facciano Amato Presidente della Repubblica, perché allora, se fanno Amato Presidente della Repubblica, esigo Monti Presidente del Consiglio, la Fornero alla sanità, Casini alla famiglia e, che ne so, chi più ne ha più ne metta, insomma, perché a un certo punto i giochi potrebbero essere fatti anche in maniera così brutale e diabolica. Ma grazie. Lo dicevo per Celia, naturalmente. Questo. Certo. Grazie. Agli esteri Prodi, che ha rapporti ottimi con la Cina. Ecco, benissimo, grazie. Dimenticavo Prodi. Grazie. Buona serata e grazie per le trasmissioni, signor Trivellato. Grazie a lei, signor Italo. E abbiamo anche il signor Massimo al telefono. Buonasera, da dove chiama, signor Massimo? Buonasera, chiamo dalla provincia di Rovigo. Buonasera, prego. Niente, volevo solo raccontare come va a finire questo film. Allora, il Presidente della Repubblica sarà uno del PD e quello non c'è problema. Renzi ha bisogno di Berlusconi per altri 4 mesi, gli servono per stravincere le elezioni regionali. Il vero obiettivo di Renzi è conquistare il Veneto. La volata gliela tirerà sicuramente Giletti sull'arena con la fidanzata Moretti. Volevo fare un appello alla Lega: fate attenzione che l'obiettivo sta riuscendo, perché vi hanno già hanno separato Forza Italia dalla Lega e anche da Fratelli d'Italia, quindi praticamente punteranno sulla bassa affluenza e probabilmente prima delle regionali succederà qualcosa tipo magistratura, interventi che ci penalizzeranno come Lega. Fate attenzione che sta succedendo qualcosa di brutto anche in Veneto, ci portano via anche al Veneto, fate attenzione. Non è Berlusconi gli serve per altri 4 mesi, poi Berlusconi sparirà perché scioglierà il partito. Berlusconi finisce al 3%, al 2-3%, quando si mette con Alfano è sotto il 3%, il Veneto forse non arriva neanche al 2%, non è questo il punto. Ha bisogno di tenerselo buono Berlusconi e Renzi, quindi fate attenzione alla Lega, fate attenzione a quello che sta succedendo. Perché qua il Veneto è a rischio che finisca tutto in mano, tutto il paese finirà in mano al PD in questa maniera. Bisogna fare bene attenzione, tutto qua. Benissimo, grazie signor Massimo da Rovigo. Allora, le telefonate rispondiamo dopo e riprendiamo. Professor Casen, voleva intervenire, no? Sì, mi ha provocato una risposta. L'ultimo del signor Massimo? Sì. A parte che comunque sia Massimo che Italo, tutti e due dicono qua i giochi sono già fatti, adesso Italo poi ha già... È normale, cioè, non mi crea ansia il fatto che i giochi siano già stati fatti, che se ci fossero state le elezioni non ci sarebbe un'elezione del Presidente della Repubblica in questa maniera, cioè i rappresentanti, come è stato detto prima, che ci sono adesso, non sono quelli che la gente voterebbe se ci fossero elezioni. Quindi abbiamo un Parlamento che è stato condizionato dalla Corte Costituzionale che ha detto il porcello non funziona, quindi andate alle elezioni e proponete un altro Parlamento. E Napolitano ha detto, una delle cose sagge che ha detto, facciamo subito la legge e poi andiamo a votare. Siamo ancora siamo ancora in attesa. Quindi
se è vero il 2% di Berlusconi, ma mettiamo anche il 10%, sicuramente il Presidente non verrebbe fuori in questa maniera. È una cosa inquietante. Ma al di là di questo, invece notavo una cosa molto strana a proposito dell'influenza del Meridione sulla partecipazione alle elezioni del Presidente. Sono 58 i rappresentanti, no? E sono 3 per ogni regione, salvo la Val d'Aosta che ce n'è uno. Un rappresentante, i delegati non regionali. Non è un sistema democratico per eleggere il Presidente. Perché la Basilicata ha 3 rappresentanti, allora sono stato a cercare 578.000 abitanti. Il Molise batte il record, 313.000 abitanti, meno che la provincia di Padova, e ha 3 rappresentanti. Allora, se noi guardiamo bene la rappresentatività, la Lombardia dovrebbe avere 92 abitanti, 92 rappresentanti. Se facciamo centro sul Molise, che ne ha 313, avendone 3, quindi 104.000 abitanti hanno un rappresentante. Il Veneto 48, la Sicilia 48, il Lazio 53 e via di questo genere. Allora, diciamo che è un po' sfasata la situazione. Non so chi abbia fatto questa legge per la partecipazione delle regioni, che non è proporzionale. È questo che sballa tutto. Questo, più mettiamo il discorso una legge in ciuccio perché i cittadini votino quello che voglio io, più poi gli eletti di quello che voglio io eleggeranno il Presidente della Repubblica che vogliamo noi, cioè non che vogliamo noi cittadini, ma che vogliamo noi politici, eccetera. Tutto un meccanismo veramente farraginoso e preoccupante. Non è farraginoso, è costruito per avere un certo tipo di percorso e per avere un certo tipo di continuità. Cioè la specie deve poter continuare all'infinito così, è concepito in questa maniera. La prima industria che abbiamo, oltre a quella del crimine, è la burocrazia. Chi ha letto, ha avuto modo di ascoltare Gian Antonio Stella col suo libro Bolli, sempre Bolli, fortissimamente Bolli, prende paura su questo paese da come è ingessato e dalla forza che hanno i burocrati di questo paese, che condizionano decisamente la politica e le studiano tutte per non cambiare niente. L'osservazione che fa lei è legata a quella considerazione che avevo fatto io, professore, ma è un sistema che è costruito per non cambiare, e quando si cerca di cambiare si infanga, si ferma, si impaltana. Chi è che vuole? Piva, prego. Flavio, tu parlavi del cambiamento, no? Di una legge elettorale che in effetti espropria i cittadini dal scegliere i loro. Ma tu guarda come è stato eletto il Presidente del Consiglio. Il Porcellum ha un'origine, sì, ma di fatti lo contesto, allora ti dico, la destra si è presentata alle elezioni ancora con la figura di Berlusconi. Noi abbiamo avuto il coraggio anche all'interno del partito di fare pulizia. Renzi ha voluto il cambiamento, ha emarginato i soliti Bindi, D'Alema, tutti quei soliti nomi sono emarginati dal nostro partito. C'è una forte contraddizione interna dove la vecchia guardia tenta ancora di essere, diciamo, protagonista e viene esclusa da questo percorso. Perché? Perché ci rendiamo conto che non interpretiamo la gente se abbiamo sempre quelle cariatidi che rappresentano anche la nostra parte politica. Ecco, io credo che non si possa dire che Renzi non ha avuto il coraggio del cambiamento. Sulla destra ditemi qual è stato il coraggio del cambiamento. Renzi è un presidente Fitto del lo stanno tenendo sotto il cassetto dagli italiani. Diciamo, questa è la realtà, no? Come non è stato Letta, come tutto quello che si è sviluppato, sono aperte delle grandi. Voglio dirti che le primarie di partito dove Renzi è stato eletto segretario, insomma, hanno avuto un consenso importantissimo. Stiamo il Presidente del Consiglio, a noi interessa il Presidente del Consiglio, a te può interessare come segretario del PD. Ha la maggioranza relativa in questo paese. Lo trovo Presidente del Consiglio e so che non rappresenta una parte degli italiani. È una grande parte degli italiani. Quanto è reale il rischio di
di frattura all'interno del Partito Democratico. Permettimi di rispondere alla fine a questo aspetto. Vorrei ricollegarmi a ciò che ha detto Italo da Padova, che pur non essendo simpatizzante di centrosinistra ha detto Chiamparino sarebbe una persona certo. indicabile. E ha raccontato anche un episodio sicuramente. La fatalità non c'è qua dentro nel Totonomine. Sì, aspetta, e questo, l'intervento di Italo, guarda caso, risponde all'intervento di Manzolini. Cioè non si deve guardare la collocazione politica, la provenienza geografica, bisogna cercare delle persone che siano in grado di rappresentare al meglio quell'istituzione. Italo, a mio avviso, risponde appieno contrariamente a quello che ha detto Manzolini, che non sia del sud, del nord, io faccio una constatazione, sì, che il paese, che un paese che ha una forza produttiva non è in grado di esprimere la sua parte politica. Non è in grado, bravissimo, hai detto giusto. Ma per come è composta la Costituzione, per come è composto non sono mai stati il sistema, determinanti i componenti delle regioni. Il Sud è sempre riuscito a trovare coesione. I 60 rappresentanti della Sicilia fanno quadrato sulle leggi. Allora, i Veneti non riescono ad andare d'accordo. Tu sai che quando parli della Sicilia parli di una regione particolare, quando parli della Calabria parli di una regione particolare, quando parli della Campania parli di una regione particolare. Cioè hai metà paese, quella parte del paese che è gestita dal crimine organizzato. Dillo pure queste cose qua, perché dobbiamo dirle. Riusciti a cambiare queste cose e bisogna dare evidenza a questo. Facciamo un attimo Castaldono, poi intervenire Alberti e anche Zanoni. Se non avete cambiato voi il paese in 9 anni, date adesso la possibilità ad altri, e poi non parliamo di inciuccio quando non c'è un governo oggi in Europa, nei paesi più importanti, che non abbia le larghe intese. C'è in Germania, c'è in Inghilterra, dove i liberali sono assieme coi conservatori, c'è anche negli Stati Uniti, dove sappiamo Obama non ha più la maggioranza delle Camere. Allora, questo avviene nei sistemi più avanzati, dove la gente si esprime e non ci sono dei sistemi in grado di dare nette maggioranze con grandi premi di maggioranza. Guarda, oggi questo c'è in Italia. Italia. Si facevano dei raffronti fra la Merkel e addirittura la Thatcher. Hai mai visto che questi leader avessero i figli dentro gli organismi più importanti di gestione del paese? Li hai visti? Con Napolitano queste le abbiamo viste, ma è un sistema che va dappertutto qua, è consolidato. Come è consolidato? Ma come non è consolidato? Ma scusa, gli aveva Bossi aveva i figli in Europa, figlio Bossi. Non facciamo questo discorso. Ma parla con la polizia su quelli che sono stati i braccialetti che dovevano essere in dotazione, cosa è stata spesa, chi li ha voluti. Scusami, e cosa c'è dietro questa cosa. Lezione in questo campo non ne può arrivare. Tra barche e SUV non potete fare questi insegnamenti oggi di morale. Io non voglio fare nessun insegnamento, io dico oggi la che situazione... quello che è grave, che queste cose qui si nascondono, si insabbiano e sono usuali nella politica. Esiste che facciamo, l'istituto della denuncia nei casi in cui queste cose siano state fatte contro regola. Esprimetevi nelle sedi adeguate senza fare demagogia. È un sistema omertoso quello che è consolidato, diciamo. Ma non si può dire che non può essere siciliano e non viene trattato con la dovuta importanza. Permettimi solo una cosa, non si può dire che non può essere siciliano perché i siciliani sono tutti mafiosi. Ma io non ho detto o che c'è non un può sistema essere siciliano, ti sto dicendo e ti sto dando dei dati di fatto che su 15 candidati che sono stati non c'è un veneto. Ma perché il Veneto non è riuscito a esprimere una persona? Ma fammi piacere, per 15 anni avete espresso Galan che è agli arresti domiciliari. Facciamo se volete Galan, ma non è eleggibile. Lascia perdere Galan non è eleggibile. Facciamo parlare anche gli altri. Che il popolo italiano è maturo e per bene per poter superare i luoghi comuni come la mafia e altre cose. Luogo comune? Ah, ma sì, dai, immaginate se è un luogo comune. Comunque sia, l'Italia è una indivisibile, perciò venga il popolo di Sicilia. Ti sto parlando. Noi stessi abbiamo proposto un uomo di Sicilia, Antonio Martino. L'importante è che sia capace, che sia una persona per bene. Io ti sto dicendo che non è possibile. Ma perché il Veneto non è possibile? Che non è possibile che tu non mi dai altre priorità. Probabilmente il politico veneto. Ma non è così, non è così. Non è così, questo lo vediamo. Lo vedi perché è un sistema che si perpetua in una certa maniera. Noi non siamo riusciti a sviluppare il Sud, abbiamo meridionalizzato il Nord. Fino a che non andiamo all'elezione diretta del capo dello Stato,
che potrà essere della Sicilia, della Sardegna, del Trentino Alto Adige, allora a quel punto sarà la vera democrazia. Se no siamo pronti a poter ricevere. Ma se non ne metti neanche uno da poter scegliere, e se soprattutto non fai votare, evidentemente non ne ha le qualità. Jacopo Berti, non ha le qualità. No, sorridi. Sì, sorrido perché comunque di corruzione qua in Veneto non siamo secondi a nessuno. Ma possiamo repubblicana è stata pagata, vedi, è stata pagata poi in Veneto, quindi è normale. Fa parte di un programma, quindi evidentemente fa parte di una classe politica che in questi ultimi anni esatto, ha governato e ha fatto della politica la propria mangiatoia, dove chiunque c'è entrato a piene mani. Se uno ha letto gli atti della procura per gli arresti di maggio scorso, io ho avuto la fortuna o la sfortuna di leggerli, parliamo di centinaia di persone, di tutti gli schieramenti politici, senza nessuno escluso, famiglie intere. Ora, tornando al discorso dell'elezione del Presidente, penso che siamo tutti d'accordo che devono essere le persone a decidere, quindi questa è una cosa condivisa. Mi stupisce poi però vedere i partiti che fanno esattamente il contrario. Fanno esattamente il contrario nel momento che creano leggi elettorali come quella con cui siamo andati a votare, Mattarellum, a liste bloccate, quindi non posso decidere chi metterò in Parlamento, non posso decidere neanche chi io non ho votato, quindi non ho deciso il mio parlamentare. Porcellum, ho sbagliato, mi scusi, Porcellum. Non ho deciso chi mettere in Parlamento, e vabbè, lista bloccata. Comunque questa persona potrà decidere lui chi mettere come Presidente della Repubblica? Neanche, perché pare che sia stato deciso nelle segrete stanze. Ora, questo è esattamente il contrario di quello in cui io credo e penso che sia condiviso tra tutti qua. Quindi se siamo tutti d'accordo su questo, io penso che questa sia una base comune che debba andare al di là di quelli che sono gli interessi di partito. Perché allora il problema, tra virgolette, è Roma, allora. Il problema in un certo senso è la volontà politica, perché io dico, uno dice ma la legge non mi permette di farlo. Sì, ma ciò che è legale e ciò che è giusto sono due cose diverse. Da quello che stai dicendo è che comunque c'è uno scollamento tra chi, ma anche all'interno dei partiti, chi è Roma e il territorio. Io sono qui di fronte e sento dire una cosa di assoluto buonsenso, cioè che devono essere i cittadini a decidere, però poi penso suo malgrado il partito agisce in maniera esattamente contraria, quindi decidendo in maniera verticistica, quindi dall'alto verso il basso e non dal basso verso l'alto. Allora basta fare, noi ci proviamo, noi lo facciamo, noi diciamo vabbè le liste sono bloccate, però intanto decidiamo prima noi chi mettere nelle liste con un ordine di merito, facendo decidere alle persone. Il Presidente della Repubblica la stessa cosa, la legge dice una cosa, ma ciò che è legale e ciò che è giusto sono due cose diverse. La legge dice che Galan può prendere ancora lo stipendio, ma non è giusto. Finché le leggi le scrivono persone che fanno cose disoneste, la legge non sarà giusta. Allora vieni su quello siamo tutti d'accordo ciò che deve essere giusto. Vieni su questo discorso che è un sistema che si perpetua benissimo e che tollera un certo tipo di meccanismo, perché vive su quel meccanismo. Però Flavio l'avete costruito voi anche questo sistema, mica un mese, avete governato per anni. Uno alla volta. No, perché pare che voi siate i verginelli e che non avete mai toccato il governo, ce l'avete avuto in mano il governo sulla strada di scaricare le colpe. No, non scarichiamo le colpe. Sei ancora della vecchia politica che non ti prendi le responsabilità di cosa chi ha governato in questi anni. Non ti prendi la responsabilità di cosa rappresenti, ma soprattutto oggi che non vuoi cambiare una virgola. Guarda, mi spiego. Il Movimento 5 Stelle può dire quello che sta dicendo, lo può dire, ma no voi che avete governato con Galan fino a ieri, no? Che giochi su queste cose. E ha governato bene. Sì, ha governato bene. Andiamo a chiedere ai cittadini se ha governato bene, come ha governato, ragazzi. Chi è colpevole va punito. Io ti sto dicendo che chi ha di uomini che è colpevole oggi è impunito. Questo ti sto dicendo io. Non ti sto dicendo altri discorsi. Chi è colpevole va punito. Purtroppo oggi non succede, perché e ci siete voi adesso al governo su queste cose che potreste cambiare. Infatti andiamo ho visto con l'opposizione che questa discussione deve essere fatta per informare i nostri telespettatori, perfetto, non per cazziarsi uno con l'altro. Sì, ma vedi, stabilito che l'etica è una cosa ormai démodé, è stabilito che la morale è una cosa che forse
speriamo che un giorno risorga, parliamo di cose concrete per i nostri telespettatori. Diciamo cosa vogliamo fare. Allora, 5 Stelle dice: io informo, mi interesso, voglio capire le esigenze della gente e poi vado in Parlamento e gli porto là, no? Allora, abbiamo un Presidente del Consiglio, scusate, che io non vorrei essere al posto suo, nonostante tutte le ambizioni che ho, perché è un tale casino, si è messo sulla schiena un tale, scusate il termine, un tale bordello, no? Che non so mica come riesca a far uscirne, perché l'Italia è da rifondare. Bravo. Bisognerebbe cancellare tutto, ma non sono stati i cittadini, anche se poi alla fine i cittadini vengono additati come evasori fiscali. Ma se c'è gente che evade il fisco e fallisce comunque perché non riesce a mettere via una lira, un euro, un centesimino, no? Vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Abbiamo le tasse più alte del mondo e facciamo entrare i cinesi a 0 lire, non pagano un tubo di tasse, anzi sono esenti dalle tasse non so per quanti secoli. E siccome quella società che hanno fondato per 3 anni non paga le tasse, dopodiché cambia il cinese e la società va avanti, tanto quello che conta. Certo, le regole chi tira le redini è un altro che sta da un'altra parte del mondo. Ma stiamo scherzando? Questo è un caos. Con l'esercito che va a prendere, va a aiutare le mafie che devono importare a milioni di euro, devono importare della povera gente e ogni volta la preparano la sceneggiata, la donna incinta, i bambini, tutto il resto, e poi la valanga di gente che entra, che per carità... E il business che c'è? Che l'abbiamo visto con Mafia Capitale? Allora, io mi domando, ma chi riesce a tirare le fila di questa situazione? Certo. È una roba pazzesca. Certo. E quindi ci vuole veramente da parte vostra, politici, tirarsi sulle maniche e mettersi a cambiare le cose. È l'invito che facevo, perché partendo da una constatazione di fatto che è questa. La burocrazia è funzionale al Mose, perché alla fine si saltano tutti gli appalti perché c'è l'urgenza e quindi allora si danno di iniziativa, dico Mose, l'Expo, tutte la Mestre Orte, tutte queste puttanate qui, per cui le cose si portano fino all'ultimo momento perché la burocrazia è complicata, poi alla fine dice bisogna, allora prendiamo delle decisioni noi e dimentichiamo quello che invece è il controllo della gestione dello Stato. È un trucco, serve la burocrazia, altro che serve. Allora cancelliamo queste cose, ma io mi domando, San Renzi, poveretto, ma chi gliel'ha fatto fare sta roba? Poi oggi ho incontrato anche la Merkel e abbiamo fatto bingo. Beh, però, comunque cosa, Manzolini? Facevo una constatazione che è lunga la storia di come siamo arrivati a questi livelli, a questa abitudine, a questa omertà, perché ci siamo abituati a un'omertà. Sono cose che sono inconcepibili in altri paesi. In altri paesi queste cose non succedono. Perché appena c'è uno scandaletto si dimette il ministro, si dimette il presidente. E qui invece si perpetua. Qui si resta, Guercini, prima di andare alla pubblicità. Consolo quello che dice, perché nel colpo di Stato di Borghese c'era Luciano Liggio, Gaetano Bontaramenti e Stefano Bontade, che erano alle prime armi nel senso reale della cosa. Poi hanno imparato bene. No, erano le prime armi nel senso che ha tirato fuori le armi. Guercini, allora, un attimo. Una discussione molto interessante, ovviamente io faccio la voce un po' fuori dal coro perché per i noti motivi e mi riaggancio a quanto diceva il professor Casen ancora poco fa. Quando parlava dell'autogoverno, che due nazioni si sono tirate su, e non a caso sono due stati, due nazioni di piccole dimensioni, il Belgio e l'Olanda. E quindi quando ci dicono è impossibile perché saremo troppo piccoli, questa è la prova vivente che stati snelli con le giuste dimensioni sono quelli che possono uscire dalle paludi.
io non dico che, non sono tra quelli che dicono che i veneti sono i migliori, siamo come gli altri, però probabilmente abbiamo una possibilità, una coscienza che ci consentirà di uscire se ce ne daranno la possibilità. E quindi è auspicabile che per esempio il prossimo Presidente della Repubblica sia tra quelli che ammettono il referendum. Noi non stiamo chiedendo il referendum per diventare indipendenti, stiamo chiedendo un referendum consultivo per chiedere alle persone che cosa ne pensano, sì o no. Tra i candidati, tra le schede, per esempio c'è la Bonino, che io non l'opposto, però so che è una persona che, a parte purtroppo i suoi problemi, potrebbe darci la possibilità di votare, perché ha passato la sua vita a fare referendum. Sì, quindi insomma, pertanto andiamo avanti. L'Italia non è una, ma non è indivisibile, perché non siamo prigionieri, non vogliamo essere prigionieri di nulla. Se la gente vuole uscire da un certo stato, e qui insomma, non sono stato io a parlare di condizioni grottesche, aberranti, se vogliamo uscire lo dobbiamo fare ognuno per le proprie possibilità e capacità. E quindi tornare a quelle che sono le peculiarità diciamo territoriali. Non voglio parlare di regionali, ma territoriali. Il marcio è nato proprio con l'unità d'Italia, basta leggere i testi storici. Certo, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, ci ritroviamo tra poco e continueremo la nostra discussione. A tra poco.
tangenziale. Allora, eccoci rientrati in studio. Allora, seconda parte della trasmissione, iniziamo a parlare anche di quelli che sono i rapporti tra i partiti, come si sono modificati in questi ultimi giorni, in quest'ultimo periodo, tra riforma elettorale e la partita del Quirinale. I rapporti tra le parti, insomma, si sono un po' modificati, sono creati quelli che giornalisticamente spesso si dicono i mal di pancia interni ai partiti. Zanone, anche Forza Italia sta attraversando un periodo non troppo facile e c'è poi questa tra virgolette, chiamiamola amicizia stretta tra Berlusconi e Renzi. Voi come la vivete? Innanzitutto la parte... Questa amicizia stretta la chiamo senso di responsabilità. Probabilmente il presidente Berlusconi ha visto in Renzi qualcuno che voglia fare delle riforme di destra. Allora quale occasione ghiotta quella di poter favorire questo tipo di riforme dandogli una mano? Se poi è un partito come il nostro che ha le sue legittime lamentele all'interno, dimostra che non è un partito di gomma nonostante abbia un grande leader, ma è giusto che anche noi discutiamo del nostro futuro, perché indubbiamente i tempi del 30% oggi, ahimè, non ci sono. Dobbiamo ricostruire la classe politica interna del nostro partito, la classe politica del centrodestra, poi ognuno nelle varie... Che cosa si è sbagliato in questi ultimi anni? Cosa si è sbagliato? Cosa si è sbagliato non lo so, probabilmente ci si è adagiati a governare e i nostri politici hanno dimenticato il senso del territorio, hanno dimenticato da dove vengono e quello che un paese ha legittimamente coscienza di dove vuole arrivare. Questo ha portato poi tutta una serie di cose che sono aperte economico, certo. Meno... Gastaldon, allora vi ho chiesto anche prima quanto alte sono le probabilità, le possibilità che all'interno del partito ci sia effettivamente una frattura. Ci sono nei grandi partiti questa possibilità c'è, tanto più se pongono in discussione molteplici opzioni, molteplici proposte. Il Partito Democratico già 2 anni fa, inutile nasconderlo, ha avuto problemi sulla nomina del Presidente della Repubblica, sappiamo che ci sono stati dei dissenzienti, questo c'è anche oggi. Per quanto riguarda la fase di governo, non tutti vedono bene un accordo, una larga intesa con Forza Italia, larga intesa che oggi si rende necessaria perché ricordo che noi abbiamo rivotato Napolitano perché non c'erano i numeri tra Camera e Senato in ambo le Camere per dare vita a un governo alternativo. Chi oggi viene a dire Renzi non è stato eletto dai cittadini, Letta non è stato eletto dai cittadini, Monti non è stato eletto dai cittadini, in tutti e 3 i casi la legge elettorale non produceva, non aveva prodotto e non dava origine alle Camere una maggioranza forte sia in un ramo che nell'altro. Quindi non si fa esercizio di verità nel dire che bisognava andare a votare ogni qualvolta, perché comunque anche in questo caso con questa legge elettorale non si sarebbe riusciti a garantire la governabilità. Quindi ben venga che ci sia una larga intesa per il tempo necessario per delle riforme che non sono riforme di destra o di sinistra, sono delle riforme necessarie, la riforma fiscale, la riforma della legge elettorale, la riforma in senso istituzionale che vada a rivedere il taglio del Senato o comunque la sua riduzione a non un organo elettivo e molte altre riforme che oggi necessitano per il nostro Paese. Non sono, ripeto, di destra né di sinistra, sono di funzionalità proprio per superare quella stasi burocratica che il nostro Paese in molti campi oggi lamenta. Quindi ben venga le larghe intese per un tempo limitato, se questo produce anche una convergenza sull'elezione del Presidente della Repubblica non possiamo che essere favorevoli a questo. Certo. Ci sono i rischi di divisioni interne, ci sono sempre nelle grandi scelte e nelle grandi riforme. Questi partiti oggi lamentano ancora un problema, sono nati nel periodo in cui c'era la contrapposizione contro una persona o contro una storia. Vale da un lato, vale dall'altro, certo. Purtroppo non l'abbiamo ancora superato questa fase storica. Con la prossima elezione probabilmente supereremo. Allora abbiamo dei telespettatori in linea, ascoltiamo anche loro. Buonasera, è la signora Michela se non sbaglio? La signora Michela di Annone Veneto, buonasera. Orientale, la realista.
Ci dica pure, signora. Ne avrei da parlare per una settimana, però... No, la invito a essere breve. Sento tanta retorica lì in studio, ma io sarò sinteticissima. Brava. Concordo con l'editore Casen quando dice: cominciate a parlare dei problemi, perché ai cittadini stanno a cuore i problemi. Io avrei un nome veneto comunque, che a me sta molto a cuore, io trovo una persona degnissima, e sarebbe il magistrato Carlo Nordio. Ne prendiamo nota, dopo ascoltiamo, allora sentiamo i commenti. Come diceva l'editore Casen, sono i problemi che interessano la gente. L'altro giorno c'era uno da Roma che diceva: questo è un paese morto, ricordatevi che questo ormai è un paese morto, solo che non sarà mai fallito perché siamo troppi, siamo 60 milioni e siamo troppi. Poi c'è stato qualcosa che mi ha fatto adirare questa settimana su Rai 3, visto e considerato che paghiamo il canone per tanta pubblicità. Rai 3 ci ha informato che il Veneto è la prima regione inquinata, la prima regione per inquinamento sia ambientale che altro. Noi ci prendiamo gli scoli di erbicidi, pesticidi eccetera dalle mele e melinda del Trentino Alto Adige alle risaie di Novara, Vercelli lungo il Po e quant'altro. E come se non bastasse, siamo pieni di extracomunitari che, ahimè, purtroppo, come tutti noi, esplicano escrementi e rifiuti. Abbiamo non so quanti milioni di turisti, altri escrementi e rifiuti, e abbiamo un Porto Marghera su cui ha detto Zaia che lavorano ancora migliaia di persone in un indecente stato di non bonifica, stratificato dal Conte Volpi di Misurata nel 1920, se non erro, vero? Mi chiedo e mi domando, a queste condizioni, come si permette Luca Zaia di dire che non finiranno il Mose perché non vogliono la manutenzione? Dov'era la Lega quando Galan e Chisso firmavano, già calata dall'alto di Roma di Clini, Mattioli, generali della Guardia di Finanza e quant'altro? Quella compagna del ministro Clini che foraggiava la barcolana di Trieste. Dov'erano Luca Zaia e gli altri? Non erano con Galan? Mi chiedo e mi domando poi, adesso la Moretti, mettono le mani in tasca alle popolari del Veneto, l'unica economia reale, per fare cosa? Per pagare i debiti di Montepaschi di Siena? O per pagare i fallimenti della famiglia Renzi? Qualcuno mi risponde per cortesia? Adesso le rispondiamo, signora Michela. Grazie del suo intervento. Adesso sentiamo anche il signor Ermanno da Modena. Buonasera signor Ermanno. Buonasera signor Tullio, buonasera professore, buonasera a tutti. Buonasera a lei, prego. Dunque, le voglio solo dire che più o meno quello che dice la signora è una realtà logica, però c'è un'altra. Sapete, alla fine di Craxi, quando la democrazia è stata presa via perché erano tutti ladri che rubavano, non c'era nessun pulito, si è fatta una seconda repubblica secondo me, o no? Vabbè, a questo punto dove andiamo andati a finire? I ladri dove sono? Me ne ricordo che ci sono raddoppiati o anche di più i ladri, e noi stessi diamo l'esempio che vogliamo essere migliori, perché signori c'è un bel po' di voi che non sono ragazzini, perciò come siete venuti su? Avete amato l'Italia o avete amato le vostre tasche? Perché bisogna dire, siamo colpevoli anche noi, perché se io sono stato all'estero, sono venuto a casa a votare, anche se ho votato PC, ho votato sbagliato ma non lo sapevo, però se votavo anche un altro era la stessa cosa. Io vi vorrei domandare, signori, perché non mettiamo una mano un po' in testa e dire cominciamo da noi stessi a essere ragionevoli e guardare, di amare il nostro suolo e di vedere che vada bene? Perché i politici ne abbiamo troppi e troppo prendono, nessuno dice mai niente. Come mai un pensionato che prende 500 euro al mese deve tirare via 3 euro, ma un parlamentare non so quanto prende, a lui non si può toccare perché lui è un regno. Allora troppi re ci sono, Guardi, io vi saluto, vi ringrazio. Il signor Tullio ci avrà una lettera che arriva, che glielo la mando, che abbiamo parlato che non è tanto assieme. Sì. A tutti e buonanotte. Buonanotte a lei, grazie, attendo la lettera. Abbiamo un altro telespettatore, signor Paolo, dopo rispondiamo. Buonasera signor Paolo, da dove chiama?
signor Trivellato, buonasera a lei e ai suoi ospiti. Io chiamo dalla provincia di Padova, Casale di Scodosia. Prego, allora, cosa vuol dire? Niente, guardi, io le dico una cosa. Qua i politici tutti parlano, no? Ma il vero problema, no? Il vero problema è il mondo del lavoro, no? Di noi operai, no? Continuano a parlare del Presidente della Repubblica, che io sono del parere che se mettessero l'ex ministro del governo Monti Terzi, avrebbe tutti i meriti Giulio Terzi ad andare Presidente della Repubblica. È stato l'unico ministro che si è dimesso per la causa dei Marò. Comunque non importa, perché mettono una persona che sia corretta nei confronti degli italiani, quello che non è la politica oggi, perché parlano delle riforme, dei propri interessi, che delle riforme ormai ne abbiamo le scatole piene. Le vere riforme dovrebbero farle prima roba per gli operai, per noi operai, perché io le spiego, io sono un operaio, da 35 anni svolgo un lavoro di verniciatore, un lavoro che è come si dice, pagato in busta paga con 10% come lavoro nocivo, ma non è riconosciuto come lavoro usurante a fini pensionistici. La nostra bravissima ex ministro Fornero, no? Grande donna che io la manderei, non le dico dove, no? Ha spostato tutte le età pensionali, ma non ha guardato le categorie, no? Allora io dico a questi politici, no? A questi politici che vanno in televisione a sblaterare tante cose, no? Sblaterano di qua, di là, no? E poi vediamo cosa fanno, tipo cosa ha fatto Belsito, Galan, quella gente lì che intascano soldi da tutti gli angoli. Sappiamo, signor Paolo. No? Allora io dico, no? Noi italiani siamo un popolo meraviglioso, a parte che io ormai mi considero solo veneto, perché l'Italia è bella ma non mi rappresenta più. Io spero che un giorno, io non so se farò tempo, perché non so se farò tempo, ma io spero che mio figlio e mio nipote che sta per nascere possa vedere un Veneto indipendente, un Veneto nazione, un Veneto che merita essere una nazione, perché noi abbiamo 600.000 aziende, 44 miliardi all'anno di tasse mandiamo a Roma, di soldi. Certo, e non abbiamo Paolo. mai niente. Io dico solo che vorrei una risposta, no, dai politici che sono in studio, no? Sì? Queste riforme delle pensioni, questo dovete fare per dare posto ai giovani. Ormai è una vergogna che mandate la gente in pensione oltre i 60 anni, dopo che abbiamo fatto 40, 42 anni, 45 anni in fabbrica. È una vergogna, dovrete vergognarvi tutti. Certo, signor. Perché queste vere riforme dovete fare per la gente. E ci sono pensionati che stanno vivendo con 400 euro al mese, vergognatevi, voi prendete minimo stipendi da 5.000 euro al mese. Grazie signor Paolo, allora è stato chiarissimo. Allora adesso diamo modo anche di rispondere, perché i telespettatori... Chi guadagna 5.000 euro al mese di prebende qua, perché a me non risulta personalmente, proprio non so. Certo, no, le telefonate che arrivano dal pubblico esistono queste cose qui, però manifestano ancora i problemi che sono stati... No, sui costi è estremamente importante anche ricordare cosa è appena successo in Regione. La Regione Veneto spende di più ogni anno in vitalizi piuttosto che in stipendi. Cioè vuol dire che spende di più per pagare persone che non lavorano più in Regione e magari hanno lavorato per poco tempo, piuttosto che per persone che lavorano. Certo, ma comunque le telefonate rimettono a nudo il problema della casta e capisco che siamo in campagna, però questo non è un fatto della Regione Veneto, è un fatto di tutte le regioni. In questo momento dove va attaccato il costo è sicuramente i costi della politica. I soldi vanno dati alle imprese, se ne è discusso tanto, però poi alla fine se uno vuole può rinunciare ai soldi, non è che glieli infilano in tasca per forza. Noi rinunciamo ai soldi, li ridiamo a chi? Alle imprese. L'altro giorno c'è stata proprio una lunga intervista proprio a un imprenditore di Treviso che è riuscito a tenere aperta l'azienda grazie al fondo ottenuto grazie ai versamenti che fanno i nostri parlamentari. Quindi si fanno le cose. Se si vogliono si possono fare. Ora, un altro punto molto importante secondo me è quello che ha toccato la signora. La signora diceva Michela non è veneto. La signora Michela, io vorrei ricordare alla signora Michela che non è che le cose passano, non ci si ricordano. Noi domani sera saremo proprio a ricordare a tutti i veneti, faremo una grande festa, questa notte dell'onestà, che non ha un colore politico, ci saranno persone disperate, ci saranno tecnici che verranno a parlare proprio
delle proposte, lei dice ma cosa fate voi? Noi ce le abbiamo le proposte, sono ferme in Parlamento, non le votano. Noi abbiamo un pacchetto anticorruzione che il procuratore nazionale antimafia, quindi non Jacopo Berti, il procuratore nazionale antimafia è andato al governo e ha detto me lo potete far approvare il pacchetto anticorruzione dei 5 Stelle? È il miglior strumento per combattere la corruzione e la mafia. È fermo da luglio, a prima firma di un senatore tra l'altro di Vicenza, senatore Cappelletti, è là. Le cose vengono fatte, ma poi non, vengono fermate, vengono bloccate, anche dalla Lega Nord. Guarda, quindi anche la Lega Nord ha votato contro. Quindi, vengono bloccate dal sistema, non dalla Lega. Lo stesso problema è qua in Veneto. Hanno fatto ricorso per il taglio ai vitalizi. Cioè per 400 euro, veramente ci sono persone che giustamente prendono 400 euro di pensione. Ci sono ex consiglieri che prendono 6.000 euro solo di vitalizio al mese, per rinunciare a 400 euro hanno fatto ricorso. Allora, finché ci sono queste persone che pensano solamente alle proprie tasche, e giustamente dov'è il collegamento tra i cittadini e la politica? Dov'è la politica che risolve il problema dei cittadini? Cioè, dobbiamo tornare lì, è quello che io in questi mesi cercherò di dire, cercherò di spiegare, perché il momento che noi saremo in regione sarà esattamente quello, perché la mia speranza, prima che la loro, e ovviamente è condivisa, ma la speranza mia, della mia generazione, come diceva il Signore, dobbiamo restare sul territorio, dobbiamo lavorare, non me ne voglio andare io per primo. Abbiamo fatto di tutto per aprire le aziende, per gli emigranti, l'abbiamo vissuta tutta, l'ho vissuto anch'io nella mia famiglia, gli emigranti in Germania, andare a lavorare, sappiamo cosa vuol dire. Certo. Allora poi... Posso prego. A proposito di prebende, di spese politiche, allora ho fatto un piccolo calcolo. Il Regno Unito spende per la regina e tutti i castelli e cose 60 milioni di euro all'anno, no? In 10 anni ha speso 600 milioni. I nostri presidenti, perché ne ha fatti 9 soli, quasi, no? Ne ha spesi 2 miliardi 280 milioni. Certo, il costo del Quirinale, com'era? Non ho capito. Ieri sera parlavamo della riforma della scuola. Bastavano? Riassumevamo tutti i poveri precari, no? Sì, questo è un tema che ritorna, è stato il tema forte delle ultime campagne elettorali o comunque degli scontri politici, 2001, e ritorna, vuol dire che non è stato fatto nulla in questi anni. 2001 140 milioni e siamo arrivati al 2014 228 all'anno. Non è che è rimasto 140 milioni all'anno, è raddoppiato e nessuno si è offeso. Poveri italiani, dai. Sì, gli italiani è l'unico Peppini che rinunciò a vivere. Ma i soldi sono lo stesso, perché il mantenimento di tutto è sparato. Il meccanismo è quello. Ritorniamo alla questione delle riforme. Tullio, prego. Perché cerchiamo anche di fare un esercizio di informazione, se questo è possibile. Il signor Ermanno ha detto: io da operaio, 35 anni, verniciatore, ho un reddito... Ha una maggiorazione in busta paga del 10%. Una maggiorazione dovuta al fatto che sicuramente avrò dei problemi ad andare in pensione perché mi è stata spostata l'età pensionabile, non è riconosciuto come lavoro usurante e via dicendo. Questi politici prendono tutti troppo. Beh, non è che le persone qui presenti prendono 5.000 euro al mese, non so gli altri, ma chi fa sindaco in una realtà di 15.000 abitanti, nel nostro Padovano, per le dimensioni che è il Padovano, prende 1.000 euro alla fine. Stiamo parlando di queste cifre. Sicuramente non sono grandissime responsabilità, forse per qualcuno, per chi le vive direttamente sono invece delle responsabilità e molto tempo dedicato. Certo, perché anche nella politica ci sono dei ruoli diversi, chiaramente il sindaco di una grande città guadagna di più, ma bisogna fare anche esercizio di informazione, perché altrimenti i cittadini che guardano, come dice lui, blaterare tutte le sere alla TV questi politici, forse non si viene ad informare giustamente i cittadini ascoltatori di qual è la realtà. È vero, la politica costa troppo, ma costa troppo nelle municipalizzate. E guardo Berti, quando noi oggi abbiamo 39 aziende che lavorano tutte nel trasporto pubblico nel Veneto e non abbiamo il biglietto unico, è una cosa sulla quale lavorare. Forse vanno diradate le società e fatto un biglietto unico per il trasporto locale. Abbiamo 108 società che lavorano sui servizi pubblici e in questo Zaia è mancato in questi 5 anni. Le 24 ULSS e aziende ospedaliere che abbiamo, nessuna forma di razionalizzazione. Questi sono i costi, secondo me, della politica.
indirettamente sono costi della politica. Perché quando anche questi, ma ce ne sono alcuni che sono molto più evidenti, e che gridano vendetta. Sono più evidenti, ma forse costano meno rispetto a tutto questo apparato burocratico che nella sua totalità costa molto di più. Queste sono le spese della regione. Certo, prego. Non è questione di biglietto unico, che potrebbe essere anche una buona idea. Ma pensiamo solo a un turista, no? Sì, che viene qui da noi, si perde. Il costo, perché se guardiamo il costo del trasporto in alcuni paesi esteri e quello che succede da noi, sono due abissi. Gli abbonamenti per i lavoratori. Insomma, e quindi vuol dire che c'è una tara talmente grande, che è diventata talmente grande, che è quella che deve essere, il bubone deve essere sgonfiato. Mi rifaccio anche al discorso delle prebende, dei vitalizi, per dire che per esempio nel nostro piccolo, il nostro Alessio Morosin ha rinunciato al suo vitalizio. Unico caso, è comprovato che basta andarlo a vedere in regione. E quindi questo è l'esempio. Se cominciamo così, ma questo lo possiamo fare in contesti in cui c'è la catena corta di comando, dove io cittadino, se il galán di turno si comporta male, vado a casa sua a dirgli di cambiare, sì, no, andiamo domani sera, di cambiare atteggiamento, o lo spostiamo, insomma, in un contesto così complicato, così complesso e così distante fisicamente, ma anche proprio dal punto di vista dei rapporti con il potere, è impossibile. Quindi io concordo con l'ultimo ascoltatore, il signor Ermanno, sia per le sue giuste istanze, ma anche per la sua speranza di arrivare a un qualcosa di più vivibile, perché stiamo vivendo, insomma, in una cappa di cemento armato che sta sempre più scendendo, ci sta schiacciando. Piva, i telespettatori hanno avanzato due nomi, Carlo Nordio e Giulio Terzi. Carlo Nordio è un bel nome. Ma io credo che i nomi debbano avere anche, trattandosi del Presidente della Repubblica, anche un rilievo e delle relazioni internazionali importanti. Su Carlo Nordio, per esempio, questo non lo individuo, quindi non mi pare che possa essere un nome adatto per ricoprire quel tipo di ruolo. Da questo punto di vista, quindi, secondo me vanno ricercati altri nomi. Confrontato con Prodi e tutti quanti quelle diciamo operazioni che ha fatto, che abbiamo avuto modo di vedere, Cirio e tante altre cose, direi che fa benissimo un personaggio come Carlo Nordio, cioè è proprio il caso di cambiare quel meccanismo che conosciamo. Io direi che è un personaggio. Dell'avviso che in quella lista non ci fosse nessuno, secondo me, che era la persona giusta, quindi sono d'accordo anche tra quelli che abbiamo visto all'inizio. C'era anche Prodi in quella lista. Sei d'accordo che c'era anche Prodi in quella lista? Sei d'accordo che quella lista? No, brevemente dobbiamo andare in pubblicità. Brevemente, sì, volevo solo tranquillizzare il signor Armanno che io non prendo una lira, mi pago anche i trasporti quando vado a Roma, quando qualunque parte. Però detto questo, è vero, se lui riconosce che i politici prendono tanti soldi, i nomi ce li ha davanti, alle prossime regionali non li voti, li mandi a casa. Cioè, io sono il primo a dirlo. Poi è anche facile per il Movimento 5 Stelle dire che in regione comunque non si è fatto, perché non essendo al potere è facile sparare sul treno che passa. Ma il Veneto è stato bravissimo. Adesso non dico che Zaia è stato il numero uno, Zaia è stato un buon ragioniere che ha gestito il bene che ha fatto qualcun altro anche prima. La sanità del Veneto è leader in Italia, non possiamo non riconoscere quello. Certo, se poi andiamo in cerca di vedere dove sta solo il marcio, oppure andiamo a vedere i problemi economici, certo, parliamone, però riconosciamo che il Veneto comunque sta lottando in un mondo, quello nostro, dove ci sono i tagli, e qui abbiamo un sindaco che chi meglio di lui può dire quello che gli stanno togliendo dalle mani per i suoi cittadini. Allora è facile dirci tutte queste cose, però riconoscetevi, caro signor Armanno, non li voti
i nomi ce li ha i nomi di quelli che hanno votato per questo famoso emolumento, li avete i nomi, i nomi di quelli che non hanno voluto la seconda preferenza, non li voti, li mandi a casa, è tempo che vadano a casa. Comunque, se no si può dire che si poteva governare meglio. Sì. Ecco. Andiamo meglio, c'è sempre da fare. Andiamo in pubblicità, allora, tra 2 minuti siamo qua. Prendiamo quelle che sono le critiche, guardiamo. Allora eccoci rientrati in studio, stiamo per entrare nell'ultima mezz'ora della nostra trasmissione e io volevo anche un pochino che ragionassimo anche su quelle che sono, per quello che possono valere, le intenzioni di voto, anche alla luce di quello che è avvenuto in quest'ultimo periodo, dunque quello che è il dibattito politico che c'è stato, se ha comportato delle variazioni, chi guadagna, chi perde, ripeto, sempre con il beneficio dell'inventario, i sondaggi si sa vengono fatti su dati statistici, su numeri limitati di persone, ma comunque insomma i numeri ci sono ed è giusto vederli per capire. Allora se la regia ci può proporre, queste sono le intenzioni di voto degli italiani, un sondaggio che ha fatto SVG scusatemi, Lab, e queste sono le intenzioni di voto al 22 gennaio 2015, quindi sono proprio recentissime. Il raffronto è fatto nei confronti del voto delle elezioni europee del 2014 e abbiamo anche un raffronto con quello che era una settimana fa. Allora vediamo, il Partito Democratico viene dato al 38%, aveva ottenuto il 48% alle europee, quindi è in crescita di uno 0,8% rispetto a una settimana fa. Il nuovo centrodestra
in crescita anche lui rispetto a una settimana fa, perché dal 3,6 passa al 4,3, e alle europee aveva avuto il 4,4%. Scelta Civica sostanzialmente è in calo, anzi no, sostanzialmente è in calo allo 0,3%, altri dell'area di governo 0,5%. In totale l'area di governo ha il 43,1% a fronte di un 46,4% che è sbagliato però, Tullio. Perché? Il 37 più 3 più 2 non fa 46 però. 37. Quanto dovrebbe dare allora? Vediamo. Questo era quello che era pubblicato. No, è sbagliato. Non abbiamo rifatto i conti. No, è solo per... Forse mancano delle voci. Matematicamente 42, parlando. 37, 43, 41. Sto chiedendo cosa ha fatto 42,8 per prendere quasi un punto. Quale della settimana scorsa? 15 non era 46 ma era 42. Può essere che abbiamo sbagliato anche noi nel riformulare la cosa. Andiamo avanti comunque. Movimento 5 Stelle al 19%, aveva il 21,2% alle elezioni europee, dunque soprattutto 21,5 una settimana fa mi deve essere perso qualcosa. Questo è un altro, è il 21,5, è qualcosa che sarà cambiato nella cosa. E Forza Italia siamo dal 16,8 delle elezioni europee al 15% di adesso, passando per il 14,9 della settimana scorsa. Andiamo alla seconda pagina. Lega Nord la vedo all'11,5%, aveva il 6,2 alle europee, quindi praticamente raddoppiata rispetto al voto delle europee, il 10% la settimana scorsa, quindi viene data in crescita. Poi Fratelli d'Italia in leggero calo rispetto alle europee, dal 3,7 al 3,2, e poi Sinistra Ecologia e Libertà dal 4 al 2,8 di adesso, Rifondazione Comunista in calo dal 4 all'1,4, i Verdi altri partiti l'altro partito 3,4 rispetto allo 0,8, non si esprime, dunque siamo al 48% degli intervistati, che sono stati 2000 comunque, hanno espresso appunto la non volontà di votare, quindi resta abbastanza elevata ancora l'astensione. Allora c'è questo balzo in avanti della Lega rispetto alle europee del 2014. Manzolini, è un risultato che conoscete, adesso al di là delle percentuali che possono essere chiaramente puramente indicative. Salvini sta lavorando molto bene, soprattutto sta portando avanti un'idea di cambiamento in tutta Italia, quindi sta portando la Lega diciamo su un cambiamento rispetto a quelle che erano le direttive che erano state date con Bossi, un cambiamento sempre con questa voglia federalista, ma soprattutto anche quella di portare il Paese con un maggiore controllo verso l'immigrazione e soprattutto su quella che è la politica europea, perché questo è quello che sente il cittadino in questo momento. I due grandi problemi che vengono avvertiti sono la sicurezza, l'immigrazione, soprattutto legata a queste clandestinità, a questi sbarchi, e dopo l'Europa. L'Europa è uno dei grandi problemi che noi ci sentiamo addosso, insomma. La politica di Draghi, quella che sta facendo, lo sta confermando, insomma, no? Certo. Sostanzialmente vi avvicinate, anzi alcuni sondaggi vi danno anche già avanti rispetto a Forza Italia. Questo è da vedere, certo che è un partito che si sta impegnando molto. Il risultato stesso di aver portato a casa 3 milioni di firme per un referendum che non vogliono fare aumenterà ancora nei confronti della Lega un consenso, no? Cioè, la gente sente che è un partito che ha voglia di cambiare, che ha voglia di portare avanti e che cerca di avvicinarsi sempre di più agli italiani. Certo, il Partito Democratico sostanzialmente mantiene la posizione, Mastaldon. Sì.
per quanto possa credere ai sondaggi, perché giustamente bisogna attendere le elezioni vere. Certo, no, beh, ma sono solo delle intenzioni di voto, come dicevo io, per il valore che possono avere. Forse si capisce che, come dice sempre bene l'editore Casen, lo sforzo che sta facendo Renzi viene avvertito dalla gente. Capiscono anche la difficoltà a tante proposte nel dar seguito, perché la burocrazia dello Stato, l'ordinamento di questo Stato rende difficoltoso qualsiasi riforma. I tempi che si era proposto Renzi, da persona impavida sicuramente, i 100 giorni non sono tali. Oggi la macchina dello Stato non la riformi in 100 giorni, in 100 giorni riesci a malapena a capire dove 100 giorni sono diventati 1000 dove poi, sono no? le difficoltà. Io credo che con lo slancio che presenta ogni giorno, con la volontà di riformare che sicuramente testimonia nei decreti, nei moltissimi decreti, nelle moltissime proposte anche di legge che il governo ha emanato, la gente ne capisce chiaramente la buona volontà. Ci vuole tempo, purtroppo le riforme, abbiamo visto 9 anni di centrodestra, senza fare alcuna polemica, non sono riusciti a riformare lo Stato. Abbiamo avuto, e questa sì che è una battuta, qualcuno che ha tentato di portare i ministeri a Monza, alla Villa Reale. Queste non sono le riforme, si tenta di fare qualcosa di più, di meglio, di più rispondente alle necessità dei cittadini, riforma fiscale, riforma catastale, riforma del pubblico impiego. Tutte cose sulle quali adesso ci si concentra e spero vi sia il tempo per Renzi, anche a fronte di questa fiducia, per lavorarci. Professor Marino, questa difficoltà nel riformare il Paese, il meccanismo, un sistema che si attorciglia su se stesso. Ma viene detto che ci sono, per esempio, i frenatori, ma io personalmente ho sempre pensato che bisogna riformare quello che ha bisogno di essere riformato e bisogna fare una riforma che sia migliore di quello che c'era prima. Certo, ecco, ma secondo lei il sistema è troppo complesso per permettere queste riforme? Il sistema di solito, cioè se c'è un sistema, tende a diciamo, conservare se stesso, però cioè, se vogliamo fare la teoria del sistema che conserva se stesso e ci sono, ci può essere, Manzolini, però cioè riforme sono state fatte, poi bisognerebbe valutare se le riforme hanno migliorato, perché non sempre la riforma fatta, perché andiamo a vedere le riforme che sono state fatte, le nuove leggi che sono state fatte, certo, cioè spesso noi possiamo chiederci se intanto erano delle buone riforme, non sempre ci sono delle buone riforme. Beh, ma però, mi permette, bisognerà pur provarci, no? Perché sennò... No, chiaramente chiaramente sì, però a volte si vede, ci si può chiedere anche se si riesce a fare quello che si intendeva fare, perché per esempio guardiamo alla legge elettorale, cioè si riesce a ottenere quello che si... oppure a volte si è cercato di farlo, ma poi il risultato non c'è stato. Non è stato quello sperato. Il professore ha detto in maniera molto sibillina che è difficile cambiare il sistema, però è un sistema così complicato che ti lascia fare la riforma per peggiorarla rispetto a quella che c'era prima. Però va bene, però questo, cioè che vi sia un sistema che appunto opera in questa maniera qui, questo però è da dimostrare come c'è, cioè perché le leggi si possono modificare, solo che però bisogna stare attenti a fare bene questo.
Certo, questo è un aspetto, ma poi ci sono delle tempistiche però che... No, perché c'è l'eterogenesi dei fini, c'è l'eterogenesi dei fini. Do una lettura diversa rispetto a Manzolini e quello che dice il professore, e alcune riforme che sono sentite e volute anche dalla popolazione a volte per necessità di fretta non vengono fatte bene. Vediamo la riforma delle province o la cancellazione delle province, che sta andando per passi. Purtroppo si tagliano su alcune cose e non si tiene conto di qual è l'ente che sostituisce o che va ad esempio ad assorbire i dipendenti. Tutte queste cose qui arriveranno, ci vuole tempo, purtroppo qualcuno rimane nell'ingranaggio, bisogna farsi carico anche di queste persone. Però tu a casa tua, quando devi cambiare qualcosa, sai già cosa metti dopo? Sì. O togli e cambi senza sapere cosa fai, perché questo è un paese che toglie e fa senza sapere quello che fa dopo. Beh, ne abbiamo contezza negli ultimi 20 anni. Allora vedi che tutto sommato quello che ti sto dicendo ha un senso. Sì, ma io non sto contestando quello che tu dici, ti dico che a volte sulla spinta popolare dicevamo le province non vanno bene, sono fonti di spesa, cosa abbiamo fatto? È stato uno dei tagli proprio, abbiamo tolto l'indennità agli amministratori provinciali, non sono più eletti dai cittadini, ecco la maggior distanza dai cittadini, e abbiamo fatto una riforma non fatta bene, che toglie sì dei costi, però lascia dei servizi scoperti adesso, e adesso ce ne accorgiamo, anche queste cose devono essere modificate, no, ci sono dei servizi, non ci si è pensato, chiuderle e basta. No, chiuderle e basta, chi è che ti fa l'urbanistica a livello per il mantenimento della provincia, se ha senso. Io sono per la cancellazione della provincia e nel delegare le funzioni a realtà territoriali che comunque devono esserci, perché alcune funzioni trasferite a Venezia, ritorniamo come erano 5 anni fa, centralismo veneziano, non più romano, e non avevi risposta. Non si chiameranno province, si chiameranno compartimenti come L'atto di fatto è questo: cambiare, come diceva bene il professore, bisogna stare attenti quando si cambia, perché si corre il rischio di fare peggio. Questo delle province è l'esempio eclatante che è venuto fuori come è stato fatto peggio, ma per un semplice fatto, perché si improvvisa, perché abbiamo anche dei turnover politici che sono pazzeschi su queste cose qua. L'unico obiettivo si vuole raggiungere e al di là di questo, e questo vale per tutti, sono le guerre intestine dentro la politica. Scusatemi un attimo, abbiamo un telespettatore in linea. Buonasera, il suo nome, da dove chiama? Ah sì, buonasera, sono Maria Paola di Ferrara. Ah, l'avevo riconosciuta, buonasera signora Maria Paola, prego. Buonasera dottore, tutto bene? Sì. Ci dica. Allora, io ho seguito con molto interesse anche stasera il vostro dibattito e mi rivolgo ai rappresentanti della Lega e del Movimento 5 Stelle. Volevo dire che di innovativo nella politica italiana in questo momento ci siete voi, nel senso che la Lega non esiste più, la vecchia Lega è stata spazzata via e meno male, no? Il Movimento 5 Stelle è un movimento giovane, dove ci sono molte persone giovani, e quindi io auspico che il Movimento 5 Stelle si faccia conoscere di più veramente per quello che è, cioè perché avete un leader che delle volte fa, scusate il termine, un casotto che non si capisce più niente, è poco democratico, perché se non dite quello che dice lui vi caccia. Io spero che abbiate la forza, dato che siete così giovani e belli e forti, di poter cambiare al vostro interno, per poter portare le istanze degli italiani con maggior vigore, anche con più visibilità. Un'altra cosa però io vi devo dire, voi sull'immigrazione non avete preso nessuna posizione, o se l'avete presa molto blanda, mentre la Lega si spende tantissimo, e siccome è un problema dei problemi per l'Italia, perché sapete benissimo che noi stiamo diamo spazio ai racket delinquenziari, a tutte le mafie del mondo, e non mi stancherò di dirlo, e anche per il terrorismo e l'islamizzazione che si sta facendo il nostro paese, con beneplacito di Renzi, di Napolitano che c'era prima, di quello che verrà, perché tanto
il Presidente della Repubblica che verrà fra qualche giorno è già stato scelto e di quello che può fregare o può importare agli italiani non interessa assolutamente nulla. Quindi io auspico che i partiti vecchi, tipo il Partito Comunista, non il PD, il Partito Comunista, perché tanto è sempre uguale, siano spazzati via al più presto, se ne vadano tutti e finalmente forse potremo respirare un po'. Buonanotte. Grazie signora Maria Paola. Adesso abbiamo un altro telespettatore, abbiamo Antonio. Buonasera signor Antonio, da dove chiama? Buonasera, siamo da Roma. Buonasera signor Antonio. Senta, come avevano ripromesso, giustamente avete fatto una dovutissima ultima trasmissione sempre sulle elezioni del Presidente della Repubblica, quindi io voglio dire un'ulteriore cosa. Prego. Volevo dire se secondo me sarà molto importante, può darsi che sbaglio, però mi hanno insegnato che la politica estera, specialmente poi negli ultimi 20-30 anni, ma è stata sempre importante comunque. Io penso che le elezioni greche potrebbero influenzare da un punto di vista opposto sia l'elezione del Presidente della Repubblica sia diciamo, il risultato come posso dire, l'ascesa o la discesa di alcuni partiti. Mi spiego meglio, se eventualmente dovesse vincere, e parlo da un punto di vista obiettivo, non faccio riferimento a un punto di vista politico, se dovesse vincere il leader greco Tsipras, e quindi sarebbe costretto, come il professore Kazen mi può insegnare, a rinegoziare il debito, perché chiaramente l'ha detto, quegli interessi non li può pagare. Allora, da un lato potrebbe avere un effetto sull'elezione del Presidente della Repubblica, punto nostro italiano, perché chiaramente noi dovremmo a questo punto garantire che non potremmo permettere, le classi che tuttora diciamo governano il nostro paese non potrebbero permettersi di fare un outsider, cioè una persona che sia al di fuori di quello che è l'establishment diciamo europeo, cioè una sostanziale continuità di quello che ha fatto Napolitano e in precedenza gli altri Presidenti della Repubblica. Però dall'altro lato questa vittoria greca potrebbe in qualche maniera dare più forza, più fiato. Il comizio che ha fatto Tsipras l'ha fatto insieme al leader di spagnolo di Podemos, che si dice che è il primo partito attualmente in Spagna secondo quelli che sono i sondaggi elettorali. E questa vittoria però potrebbe dare fiato anche alle forze come la Lega, che è qui come al solito presente nelle vostre trasmissioni, o ad altre forze in qualche maniera che mettono in discussione pur da punti di vista diversi l'euro, e potrebbe in questo modo avere un effetto in questo senso molto, molto interessante. Grazie. Grazie a lei. Grazie signor Antonio da Roma. Certo, in questo fine settimana c'è questo importante appuntamento elettorale in Grecia. Piva, secondo lei che influenza potrà avere? Secondo me avrà una forte influenza da noi in Italia, ma soprattutto a livello europeo. In Europa la presenza di una Grecia più determinata nel mettere in discussione anche alcune delle regole europee che per noi costituiscono un forte limite in termini di attenzione non solo a quelli che sono gli obiettivi di finanza pubblica, ma noi diciamo serve anche un obiettivo sociale. Noi dobbiamo pensare che l'Europa deve pensare anche alle difficoltà in cui sono i nostri cittadini. Noi lo viviamo in prima persona come sindaci, dove vediamo che giorno dopo giorno le difficoltà dei cittadini non pensano certo ai parametri che vengono messi a livello europeo. Serve una flessibilità di questi parametri, qualche segnale lo stanno dando, la Banca Europea ha dato il segnale di oggi, credo sia molto importante, ma credo anche che sia importante che un'altra nazione, oltre all'Italia, oltre alla Francia, metta in discussione quei forti limiti che sono un limite allo sviluppo in questo momento e anche a riprendersi di un'economia, le nostre economie locali, che devono essere più aiutate. Non serve aiutare le banche, su questo sono fortemente d'accordo, dobbiamo aiutare le imprese.
perché è da lì che può ripartire il lavoro. Aveva ragione quel telespettatore di Casale di Scodosia, certo. Noi dobbiamo parlare dei problemi veri della gente. Oggi il problema principale è il problema del lavoro, che non c'è, lo tocchiamo tutti i giorni. Credo che il tema della legge elettorale, se noi chiediamo ai nostri cittadini, fosse l'ultimo dei problemi che essi hanno. È il problema di dover giorno dopo giorno affrontare il problema sociale. Certo. Andiamo un attimo in pubblicità, è l'ultimo break pubblicitario, dopo ritorniamo subito qua a TV7 Match. A tra poco. Allora, fase finale della nostra trasmissione di questa sera dedicata all'elezione del capo dello Stato e questo partito del Nazareno. Zanon, è nato questo nuovo partito? C'è? Ma no, ma sono tutte cose che si dicono, proponibile. Ci sono due forze politiche. Stasera io vi ho messo vicino un Gastaldon, sì, lontano, perché volevo capire se
Ci sono due forze politiche, una forza leader del centrodestra e una forza leader del centrosinistra, che hanno capito che da soli non si va da nessuna parte. Beh, ma di partito di Nazareno ne parlano? Ma certamente ne parlano, se ne parla. Era necessario che si votava ogni 6 mesi. Ma se assolutamente sì, che poi tutti siano contenti di questo tipo di... Io sono uno scontento, per esempio, però capisco la necessità di poter fare questa cosa. Poi nei prossimi mesi vedremo veramente dove vorremmo andare. Lei è contento? No, lo reputo un passaggio necessario, spero il più limitato possibile, perché le riforme si fanno assieme, così come le leggi di rappresentanza, legacy, la legge elettorale, riforme istituzionali vanno fatte assieme. Dopo naturalmente ci sono delle propensioni, delle idee diverse e queste vanno attuate con delle politiche distinte, quindi si tornerà a votare quando ci saranno le prime riforme fondamentali, istituzionali fatte, e quindi si tornerà ad avere dei percorsi distinti. Non credo ci sarà una confluenza di due partiti che hanno storie, origini e idee di futuro e di prospettiva diverse. Certo. Professor Marino, volevo riagganciarmi a un intervento che ha fatto questa sera il professor Casen a proposito dei rappresentanti regionali che parteciperanno come grandi elettori all'elezione del Capo dello Stato, e diceva che il sistema di calcolo non era molto democratico. Lei concorda in questa chiave di lettura? Sul fatto che regioni con molti più abitanti abbiano gli stessi rappresentanti di regioni che ne hanno molti meno. Chiaramente queste osservazioni sono sicuramente molto dipendono poi dalla matematica, ma si diceva prima che la Costituzione ha fatto questo, cioè la Costituzione stabilisce, ha voluto dire che solo la Val d'Aosta ne deve avere solo uno e di meno, che poi è stato detto, come si diceva prima, che questo è stato fatto per ragioni simboliche, per fare un simbolo, però sta di fatto che è la Costituzione che ha deciso, che stabilisce questo, e per cui se si facesse, e i numeri che appunto il professor Casen ci ha dato sono molto significativi, perché allora questi delegati dovrebbero essere molti di più, e chiaramente essendo di più chiaramente i parlamentari non sarebbero determinanti, e poi chi saprebbe chi sono questi grandi, in questo caso li eleggono quelli che partecipano, vengono eletti dalle assemblee regionali. Vengono eletti, ma vengono eletti chi sono questi? Come si fa a calcolare quale sarebbe il loro voto? Poi per prassi questi delegati sono il Presidente della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale e un rappresentante di minoranza. Certo. No, però perché la Costituzione stabilisce che devono essere rappresentate le minoranze, però altrimenti chiaramente l'elezione del Presidente della Repubblica sarebbe molto diversa. Completamente diversa, certo. Allora, Manzolini, il Capo dello Stato cosa dice? Una donna le piacerebbe, sì? Mi piacerebbe anche se quella telespettatrice di Rovigo, no, di Treviso, mi ha aperto un faro su un personaggio che personalmente piace, che è Carlo Nordio, ma certo. Penserei anche a un nostro costituzionalista padovano, Mario Bertolissi, cioè un personaggio che è capace di rappresentarci sotto certi aspetti. Poi credo che un po' tutti abbiano o cattedratici o industriali o altri personaggi da poter fare. Certo che mi avrebbe fatto piacere vedere su questo Toto presidenti qualche veneto, e prendendo in considerazione quello che ho detto prima, il professor Kessler ha fatto un discorso matematico, e la matematica è ragione. Io ho fatto un discorso un attimo più territoriale, però
ha una sua matematica, non è possibile che su 15 10 siano del sud e 5 solo espressi dalla Sicilia, cioè c'è un peso su questa Costituzione fatta in una certa maniera, certo, che non quadra. E dopo capiremo e vedremo se poi di fatto il nuovo Presidente era uno sarà uno dei nomi che abbiamo anticipato. Tutti, quindi. Se ne vogliamo uno del nord, c'è un bellissimo Presidente che si chiama Professor Case, una domanda di politica, il partito del Nazareno c'è già? E lavora? È difficile da capire anche perché Berlusconi su queste cose è un genio, no, fa tutto il contrario di tutto, ma soprattutto la capacità di Berlusconi, bisogna darne atto, è quella di riuscire a trovare vantaggio dagli errori che lui stesso fa, cioè ha questa capacità di riassorbirli e ritornare in pole position. E, con Renzi ha fatto bingo, insomma, perché un attimo prima, se non arrivava Renzi, erano grossi problemi, perché c'è tutto un concetto moralistico su queste alleanze, eccetera. Poi la politica è come un carro armato, ci passa sopra, e credo che Renzi, molto praticamente, piuttosto che imbattersi in una crisi irrisolvibile, faccia patti anche col diavolo. Non dico che Berlusconi sia un diavolo, ma un diavoletto, no, sì, insomma, ci somiglia molto. Invece volevo rispondere al discorso della Grecia. In questo momento la Grecia paga il 9% di interessi sullo spread, sui titoli di Stato. L'operazione, come ho spiegato altre volte, avviene in questa maniera, e questi tedeschi sono molto bravi, perché io mi domandavo, ma i tedeschi dovranno comprare i propri titoli? Sì, è vero, li comprano, ma il primo giro lo fanno in Grecia. Cioè quando la BCE, Draghi, ha prestato i soldi alle banche allo 0,5%, non so se mi spiego, cioè ha regalato i soldi, tra poco gli darà gli interessi lui, purché se li prenda, no? E le banche sono andate sul mercato e dovevano prendere i titoli dove si interessa maggiore, no? E si prendono i titoli in Grecia al 9%. Come per il meccanismo che spiegavo precedentemente, la banca prende i soldi e li mette a garanzia presso la propria banca centrale, che li riconosce il 90%. Il secondo giro vanno a comprare titoli di Stato tedesco, quindi il titolo di Stato tedesco rendono 0,35%, cioè meno di interessi che vanno a pagare però compensando con la Grecia ce la fanno e ci guadagnano la grande, senza tirare fuori un quattrino e senza rischiare nulla. Adesso rischiano e i greci hanno perfettamente ragione a mettergli quella cosa lì, perché sono stanchi di mantenere la Germania. La Germania, nei governi precedenti, dove la corruzione della politica anche lì non aveva limiti, hanno comprato carri armati, sommergibili, non so quante cose hanno comprato dalla Germania e si sono indebitati fin sopra la testa. E sono uno Stato che ha 9-10 milioni di abitanti, tanto quanto la Lombardia. E stiamo dicendo che la crisi dell'Europa è colpa della Grecia. Cioè, se va in crisi la Lombardia salta il mondo, ma non esiste. Sono tutte bubbole per giocare a rialzo e togliere i soldi dalla tasca dei cittadini. In questo momento i greci, se votassero bene, avrebbero ragione, ci tirerebbero fuori anche noi da un grosso impasse, perché non è giusto che quello che è stato fatto nel 2011, va bene, premeditato, che ci hanno messo alla gogna e ci hanno portato un Presidente del Consiglio, poveretto, che ha dimostrato quello che non sapeva fare, e probabilmente saremmo uno Stato un po' diverso, senza debiti che ci sono stati montati sulla schiena, con soldi regalati dalla BCE. Oggi Draghi finalmente era stato costretto, finalmente si è affrancato e ha incominciato a comprare titoli di Stato, cioè dare denaro a quelli che sono indebitati, perché questa è l'economia. E si chiamava Giubileo una volta.
ogni 50 anni si rimettevano tutti i debiti, non i peccati, i debiti. Poi Bonifacio VIII lo trasformò in una sorta di così, una cosa diversa. Di business, no? Per prendere denaro, ma prima i debiti, e allora l'economia di quel paese, di quel popolo ricominciava a funzionare, perché questo purtroppo è l'economia. Piva, concorda con l'intervento del professor Casa? Ma credo che da questo punto di vista abbia colto nel segno. Io ho detto anch'io che la Grecia può essere veramente l'elemento, che il grimaldello che fa saltare alcune delle logiche perverse di questa Europa, che ha visto i cittadini allontanarsi anche. Abbiamo visto con cittadini che non sono andati a votare per questa Europa, no? Quindi da questo punto di vista il segnale che può venire sarà un segnale forte che secondo me, vedendo anche quelle che sono le indicazioni di voto che prima avete illustrato, dà e segnala una cosa che secondo me è interessante, cioè vengono premiate le leadership forti. Oggi Salvini è una leadership forte per il centrodestra, Grillo una leadership forte che si pone diciamo in una sezione trasversale che raccoglie un certo tipo di consenso, che propone e protesta. Renzi è la leadership forte che il Partito Democratico ha messo in campo e che ha, dobbiamo dire, sbaragliato la situazione. Io credo che da questo punto di vista Berlusconi rischi molto di essere stritolato in questa dinamica di forte cambiamento che viene da queste forze politiche che si sono messe in gioco e che dai numeri che abbiamo visto sono quelle anche più premiate. Credo che in questa fase sia necessario sì scrivere le regole insieme, poi in maniera molto chiara noi diciamo sempre da sempre che siamo alternativi al centrodestra e i nostri programmi sono alternativi al centrodestra. È chiaro che però le regole vanno scritte insieme, il più ampia possibile, deve essere il convergere su delle regole comuni di democrazia. Certo. Indipendenza Veneta... dice che non lo dice Indipendenza Veneta, lo dicono i numeri, che il Veneto non ha debito, non ha prodotto il debito, e che quindi se riuscissimo a passare a fare il grande passo e quindi diventare indipendenti, probabilmente tutti questi problemi, questa interessantissima discussione non avrebbe senso. Avrebbe senso invece la concordia, il lavorare assieme per il bene della gente, ed è quello che a cui dovremmo tendere, mentre ci stanno sempre distraendo con questi falsi problemi, adesso c'è il Presidente e tra poco ci sarà un'altra cosa, e quindi distrarre le persone dai problemi reali, insomma, che possiamo evitare e risolvere se lavoriamo in maniera in un modulo snello ed efficiente. Certo, Jacopo Berti. Allora, Movimento 5 Stelle, secondo partito, comunque. Secondo partito, Speranza. Sono d'accordissimo con l'analisi sulla Grecia. Noi come europei dobbiamo riprenderci in mano il nostro futuro, quindi hanno ragione i greci a dire ricontrattiamo il debito. Noi ci crediamo tantissimo in Europa, noi stiamo raccogliendo le firme per portare il referendum sull'euro, anzi invito le persone a andare a firmare per dare un segno forte. L'autodeterminazione è fondamentale in questo momento storico, autodeterminarsi, quindi il referendum, le persone devono decidere per se stesse, non lasciare che vengano imposte le decisioni. E per questo rinnovo, oltre che il primo invito, anche il secondo, quindi diciamo appunto di domani sera andremo proprio a ricordare che non c'è la legge elettorale, non c'è l'elezione del Presidente della Repubblica, ci sono i problemi quelli reali, c'è il problema della corruzione, dei costi della politica, c'è un Veneto che deve andare avanti, c'è un Veneto che deve avere delle speranze e deve avere delle risposte. Noi per quello siamo anche in strada, perché non si può solamente fare attraverso la modifica dell'articolo 4 del comma 2, bisogna rimboccarsi le maniche, sporcarsi le mani, mettersi in gioco e dare delle risposte concrete, che iniziano anche da azioni forti per dare sbocco a queste proposte che ci sono, e adesso è il momento di attuarle.
Bene, ci fermiamo qua per questa sera. Allora, grazie innanzitutto agli ospiti in studio che hanno dato vita a questo dibattito, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito. Noi ritorniamo ovviamente venerdì prossimo, come sempre, alla stessa ora, TV7 Match, saremo nel pieno del voto per il Capo dello Stato, per cui magari lo potremo seguire in un riquadrino, magari anche in diretta, quello che succede. Grazie ancora a tutti quanti, alla prossima volta, arrivederci, buona serata. Grazie. Arrivederci, buona serata. Grazie a tutti.